buongiorno. Lunedì 19 maggio, un lunedì che si apre all'insegna veramente delle emozioni forti, perché noi abbiamo la politica che si sta muovendo a livello nazionale. A Venezia oggi e domani ci sarà il presidente Mattarella, che se non ci fosse dovremmo inventarlo, sto presidente, lo dico veramente, voi non avete idea cosa lui sta cercando di fare. E poi domani ci sarà anche, forse dicono, Giorgia Meloni alla Fenice, spero di esserci, come avevo promesso, vorrei incontrarla per far capire l'importanza di quello che stanno facendo le associazioni di volontariato, specialmente queste associazioni che devono girare col commercialista e pagare per fare i volontari, una burocrazia che sta veramente dimezzando questi volontari perché non ce la fanno a resistere, non riescono. Abbiamo associazioni di diversamente giovani, eppure è da anni che fanno di tutto e di più, e devo dire la verità, non è mai successo niente, anzi potrebbero insegnare a qualcuno che vuole dare lezioni, questo lo dico apertamente, perché sono veramente bravi, sono quelli che hanno tenuto in piedi il mondo del volontariato in tutti questi anni bui, questi anni difficili. Poi qualcuno ha deciso che ci vuole un re, la regina e i principini. Vedremo se succederà. Noi ci saremo sempre comunque. Allora ne parleremo questa mattina con Serafino Pittingaro, o Pittingaro, come si dice? Pittingaro. Pittingaro, ho detto giusto. Presidente Associazione Famiglie 2000. Perché? Perché hanno fatto un festival importantissimo, Equilibri di Famiglia. Allora, Presidente, cosa ci racconta? Come è andato questo festival e perché questa amarezza di Mirella? Cioè non è da ieri che faccio volontariato e mi ritrovo a parlare in una maniera anche forte a volte per far capire l'importanza invece del volontariato, dell'associazionismo, di queste persone diversamente giovani che sono quelle che tengono in piedi ancora questo mondo meraviglioso. Prego, Presidente. Allora, abbiamo fatto un esperimento noi. Abbiamo capito che c'era bisogno di creare uno spazio culturale dove poter parlare di famiglia, dove mettere al centro il tema della famiglia, con le sue fragilità, con le sue problematiche, ma anche con la sua bellezza, quindi il tema della cura, delle relazioni, degli affetti e così via. E quindi diciamo ci siamo inventati questo festival che in Italia non esiste. Cioè in Italia esistono tanti festival letterari, esistono sui fumetti, sul giallo, esistono sulla musica, sull'arte, la danza, sulla letteratura per l'infanzia, la letteratura per l'adolescenza, la letteratura... Cioè, esistono tanti festival, ma un festival che si occupasse di temi, diciamo, legati appunto alla famiglia, quindi insomma che facesse parlare, facesse incontrare autori che scrivono libri sulla famiglia e genitori, adulti, formatori, non esisteva. Quindi abbiamo detto, perché non proviamo? E così un anno fa, insieme con la libreria Ubik di Treviso, abbiamo deciso di partire con questo progetto. E lo abbiamo chiamato Equilibri di Famiglia, che è un tema evocativo, cioè, nel senso che siamo tutti alla ricerca di un equilibrio, no? All'interno della famiglia, tra le famiglie, all'interno della società. Siamo in una fase di grandi trasformazioni e quindi parlare di famiglia, mettere al centro la famiglia, intesa nel senso più ampio del termine. Noi non vogliamo... come dire, cioè non vogliamo che il tema della famiglia venga ideologizzato, insomma, ecco, cioè per noi la famiglia è quel luogo dove ci sono gli affetti, dove c'è la cura, dove c'è la relazione, dove è casa, insomma, ecco. E quindi abbiamo invitato 5 autrici. Non una, 5. 5, tutte donne, e a parlare di temi diversi. E abbiamo organizzato questo evento all'interno del Museo Santa Caterina perché abbiamo pensato ad un luogo che potesse evocare accanto alla cultura della famiglia anche la cultura dell'arte. E quindi chi poi partecipava e ha prenotato il posto per il festival poteva anche accedere, diciamo, a prezzi ridotti alla visita della mostra
temporanea che c'è presso il Museo Santa Caterina, perché si lega tutto, diciamo, no? La famiglia è cultura, il famoso filo l'arte, di Arianna. esatto, quindi abbiamo provato anche in qualche modo a unire i puntini, no? Come si dice in gergo, no? E quindi ciascuno di questo autore ha presentato il suo ultimo libro. Quindi nel tutto siamo stati guidati da una figura autorevole di spicco, il professor Massimiliano Valeri, che è direttore generale del Censis e ci ha aiutato, diciamo, e lo abbiamo in qualche modo chiamato come responsabile scientifico di questo festival letterario. Alla fine cosa è emerso, Presidente? È emerso che siamo in una situazione di grande complessità e di fronte alle di grandi cambiamenti, di grandi trasformazioni. E di fronte a questa situazione non bastano risposte semplici, cioè le risposte facili, semplici non sono sufficienti. Cioè, diciamo, serve elaborare un percorso, serve elaborare delle risposte che siano in grado in qualche modo di pian piano, a piccoli passi, cercare di provare a trovare delle soluzioni, non nel nostro piccolo. Noi siamo un'associazione di volontariato, facciamo fatica a trovare volontari, come tutte le associazioni, però non ci rassegniamo. Cioè la nostra, il nostro mission, la nostra stile, la nostra postura è proprio di coloro che vogliono andare comunque avanti con la passione per la famiglia e con uno stile serio, affrontando i problemi uno alla volta, ma cercando di non rassegnarsi. Allora salutiamo anche Don Paolo Magoga, centro Don Paolo Chiavacci, soprattutto questo centro del Grappa molto importante. Don Paolo, che piacere rivederla, ogni tanto ci rivediamo, so che lei fa tantissime cose. Veramente grazie Don Magoga. Ma cosa ha provato ieri a vedere quello che siamo riusciti a fare qui in Italia, dove dicono le chiese sono vuote, ci sono pochi fedeli? Abbiamo visto l'investitura di Papa Leone XIV, cosa ha dimostrato, e abbiamo visto i giovani, dove non li vediamo da nessuna parte. Don Magoga, li abbiamo visti là, attenti, felici. Ecco, che messaggio ha ricevuto anche lei ieri, Don Paolo? Cosa ci racconta oggi? Cosa è stato per lei, che sta cercando veramente di contribuire per migliorare la società, ma investendo dove? Proprio sui giovani, sulle famiglie. Prego, Don Paolo Magoga. Beh, sicuramente quel bagno di folla e l'attesa che ci fosse un Papa che raccogliesse il testimone di Papa Francesco, che lo possiamo considerare il Papa del creato, della Laudato Si e anche della Fratelli Tutti, in questo Papa che continua ad essere straniero, ma uno straniero che fa sentire anche con la sua voce pacata che forse la via della pace, che è stata quella che ha aperto il suo tempo, è una via attesa soprattutto dai giovani, che per sé sono sempre sull'occhio del ciclone per anche questi gesti di violenza, per questi atti di bullismo, ma sono una punta di un iceberg che rifiuta la violenza, cerca di essere, come dire, di cercare non solo la pace, ma la condivisione, la comunione, l'alleanza, il legame. Penso anche nella mia scuola, dove ho ragazzi, penso di una ventina di nazionalità diverse, legarsi anche di popoli diversi, culture diverse, e credo che questo sia il messaggio anche di un Papa americano, ma anche un po' italiano, anche un po' sudamericano, eccetera. Cioè siamo di mille colori e questo è il bello, e i giovani lo sanno. Che belle queste parole, Don Paolo. Ogni volta che io ospite Don Paolo Magoga sono strafelice, perché ecco, questa pacatezza che lui parla di Papa
Leone XIV ce l'ha anche lui, ma riesce a entrare in questo mondo che dicono così difficile, molto chiuso. Non è vero, se loro si fidano e gli dai qualcosa che gli intriga, loro ci sono. Ecco, loro vogliono essere protagonisti, io lo dico sempre a Don Paolo, non possono sempre essere i soliti che parlano e loro sempre che ascoltano. Forse delle volte dobbiamo capire che devono loro salire in cattedra e noi ascoltare, perché abbiamo proprio un mondo di giovani, dei creativi. Guardate cosa riescono a fare con la robotica, guardate cosa riescono veramente a esprimere quando veramente sono intrigati. È questo forse che qualcuno non riesce a capire, che dobbiamo intrigarli anche tra giovani, coinvolgerli di più. Cosa dice? Sentiamo anche Pittingaro cosa dice, Presidente, dopo aver sentito Don Paolo, che so anche che vi conoscete. Sì, con Don Paolo ci conosciamo bene e tra l'altro Don Paolo ha creduto e ha sostenuto anche l'iniziativa che abbiamo realizzato a Treviso con il Festival delle Famiglie. Il modo di noi, diciamo, come associazione cerchiamo di come dire, invitare i giovani, le coppie, insomma, a fare famiglia, a creare progetti e stiamo anche, come dire, pensando di organizzare, insomma, di venire incontro anche alle esigenze che possono avere anche i comuni, le amministrazioni, nel formare le persone che desiderano anche sposarsi civilmente e aiutarle, diciamo, in questo percorso, in questa progettualità, insomma. Serve, la formazione è fondamentale per i giovani e in questa fase in cui appunto siamo in una profonda crisi appunto del matrimonio, insomma, pensiamo che sia utile per coloro che intendono comunque costruire un progetto aiutarli in questo percorso. Quindi diciamo che stiamo come dire, pensando ad un progetto da proporre alle amministrazioni comunali per organizzare dei corsi, dei percorsi formativi per le giovani coppie che desiderano sposarsi anche civilmente, perché la formazione è importante per chiunque, ecco, e questo sicuramente poi aiuta anche i giovani magari anche a scoprire delle cose, dei temi che magari non conoscono, insomma, venire a conoscenza, non so, delle politiche a sostegno della famiglia, per esempio, potrebbero essere delle politiche abitative, potrebbero essere delle politiche, insomma, il comune potrebbe mettere in pista, diciamo, dei provvedimenti a sostegno della famiglia, perché alla fine i nostri giovani hanno bisogno di un villaggio per crescere, come dice un proverbio, no? Dico, per far crescere un bambino serve un villaggio. E allora, ecco, noi pensiamo appunto che ogni comune rappresenti un villaggio dove far crescere i giovani e noi nel nostro piccolo ci proviamo, insomma. Allora, il villaggio delle associazioni che noi abbiamo creato il 12 e il 13 di aprile su questo parco meraviglioso, Parco del Sile. Vediamo se poi riusciamo a vedere anche qualche immagine dove ci sono venute più di 90 associazioni da tutto il territorio e non solo, per iniziare a conoscerci, anche noi di scambiarci le opinioni, i pareri, perché mancano questi giovani nel mondo del volontariato, eppure li abbiamo. Dove sono? Perché non arrivano, tanti anni di presenza nelle scuole ma i risultati non si vedono, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Don Magoga, forse quello che non va è che forse siamo troppo divisi, abbiamo diviso l'uomo e la donna, il bambino e la bambina, forse non riusciamo più a relazionarci. Ecco, questo non è neanche la crisi, a mio avviso, del matrimonio, è la crisi della relazione. Ecco, questa relazione che non si riesce più a capire il valore della relazione, il rispetto del corpo, di se stesso, degli altri, in tutti i sensi. Cosa dice Don Paolo? Sono d'accordo. Mi ricordo che nella puntata precedente che abbiamo fatto assieme, lei mi fece una domanda a me e all'altro ospite su quali erano le cose che i giovani consideravano più importanti e al primo posto lei ci ricordava che i giovani mettevano la famiglia. Per sé, se ci pensiamo, ed è profondamente vero, la famiglia è la prima scuola di associazione, perché ci sono età diverse, a volte ci sono fratelli, a volte c'è anche il nonno e la famiglia è questa scuola dove si convivono
di età diverse, di gusti diverse, maschi, femmine, eccetera, e dove si dovrebbe anche imparare a lavorare insieme, a darci una mano gli uni gli altri. E questa prima scuola credo che forse si è dimenticata che dopo la famiglia vi è una seconda famiglia, che è o la scuola o la società sportiva, eccetera, e non si può sempre solo andare per chiedere, bisogna anche dare una mano, dare un contributo. È un ping pong, io ti do e tu mi dai e io ti do. Educare quindi i giovani attraverso la famiglia a farsi partecipi, collaboratori, collaborativi anche di ciò che ci sta attorno, dà i suoi frutti. Io ho avuto l'esperienza di seguire per tanti anni un'esperienza di un gruppo grande chiamato Gruppone Missionario, che è fatto solo di giovani, e tanti vengono non tutti, ma una bella fetta viene da famiglie che avevano fatto un po' questa esperienza e che ai figli cosa dicono? Vai! La seconda cosa importante è quella però di dare loro responsabilità. Questi ragazzi fanno delle raccolte, no, in giro per i paesi con i furgoni. Beh, sono ragazzi di 22, 23, 24 anni, il genitore non gli dà neanche la macchina, questi prendono i furgoni e con molta responsabilità girano i paesi e caricano questo ferro, eccetera. Allora, a volte qual è il problema? Che nessuno ha il coraggio di farli uscire da casa. Siamo tutti impanicati, che ci pare ci sia sempre il lupo fuori e non si è mai grandi abbastanza. E due, il coraggio di responsabilizzarli. Certo, c'è anche un rischio, ma il rischio peggiore è tenerli sotto le gonne o tenerli incatenati, perché oddio chissà cosa succede. E prima di noi altri hanno fatto questi rischi, qualcuno ha sbagliato, la stragrande maggioranza ha fatto bene. Una delle esperienze che facciamo noi a scuola è che i ragazzi già dalla prima, seconda superiore iniziano a usare la saldatrice, a usare i trapani, a usare le seghe elettriche, a usare il flessibile. A un certo punto uno realizza che si può fare e non è la fine del mondo, e questo ti dà un ritorno di stima di te, di voglia di continuare a fare, e sbocci come un fiore in primavera. Bellissimo, grazie Don Magoga. Allora sentiamo Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo. Rinaldo? Non lo sento. Ciao Mirella, eccolo e buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, ma guarda che non devo cercarti al mattino, devi essere veloce. Sì, saluto Don Magoga. Sì. Saluto Don Magoga, che vedo con piacere, ormai è un amico di Rete Veneta. Benvenuto Don Magoga. E dopo, cosa dite Mirella? Se gli altri anziani non abbiamo bisogno che mi insegni niente a nessuno, Mirella, ti ha capito? Siamo nati all'epoca che non avevamo niente, abbiamo fatto tutto noi altri, e i giovani la possibilità di studiare e di imparare strumenti che noi altri non avevamo. Li abbiamo dato a noi altri con le nostre famiglie, che quello avevamo fatto. Cosa ha avuto che impareremo? Noi abbiamo una vita di lavoro e di musicalità di tutto, e ho risolto mille problemi sul mio lavoro, come mi non ne era neanche un, ma perché? Ma non per bravura, per cosa? Perché mi ha insegnato certe robe. Adesso siamo nel 2025, è un'altra era. I giovani non hanno bisogno che gli insegniamo negli altri, io so già cosa ti darà fatto, basta che ti vedi col Papa che è morto fuori, va bene, guarda cosa che vedere dei giovani, chi devi insegnare che robe ha? La famiglia, in chiesa, i preti, la roba. E sempre si i giovani, perché come ti dico, ti ha visto a quanti che ne a migliaia, cosa vuol dire? Che i giovani a posto, che ne siete più di quelli che fanno male grazie, però nessuno li viene a ascoltare, ma non ascoltare per insegnare. Noi occorre che insegniamo, e da tutti una cultura, e da tutti un titolo di studio. Cosa vuol dire che gli insegna? Come che vivevano gli altri nel 1950? Cosa vuol dire che gli interessa? Io imparo dai genitori, dai nonni. Io dico un'altra vita davanti, un mondo diverso del nostro. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti, ma sei stato chiaro e condivido
quello che hai detto, forse dobbiamo ascoltarli di più. Sa, Don Magoga, quello che mi ha colpito è stata un'intervista che ho sentito di un personaggio famosissimo che è Tonino Lamborghini, il quale ha raccontato un po' la sua vita, la sua storia di questo grande imprenditore, e raccontava quando andava a scuola e veramente veniva con voti bassissimi, ecco, bocciato molte volte, e il mio papà invece di castigarmi mi premiava. E io dicevo, ma come mai? Papà, sono stato così cattivo e tu mi premi? C'è questo ragazzo che si chiedeva, ma come? Mi comporto male, a scuola specialmente, e mio papà mi premia. E il papà gli rispondeva, ti premio quando sei giovane, perché quando sarai vecchio non potrò più farlo. Ma questo ragazzo non è diventato un poco di buono. Ha portato avanti l'attività di famiglia con dei risultati, mi sembra, eccezionali. Allora, quando io sento che bisogna punire, se magari cambiamo registro, Don Magoga, iniziamo invece che premiare, perché è una parola un po' troppo forte, che qualcuno dice no, è sbagliato, anche premiamo, cercare di far comprendere lo sbaglio. Ecco, diciamola così, hai sbagliato, parliamone, perché hai fatto questo, qual è il motivo? Poi vedremo il servizio di questa mamma che ha individuato in quel ragazzo che ha accoltellato un suo coetaneo che è morto, che ha detto questo ragazzo bullizzava mio figlio, questo ragazzo doveva essere preso e forse non sarebbe finita così, si poteva salvare. Ma pensate, questa mamma di questo ragazzino bullizzato da lui, che invece di dire cosa ha fatto, sì, dice andava salvato. Don Magoga, è d'accordo? Sfonda una porta aperta, e proprio questa parola qua, andava salvato, l'ho sentita da un ragazzo. Allora, l'altro giorno vedo, stanno facendo dei lavori degli elettricisti a scuola, la scuola era chiusa e non so se era il 25 aprile, un giorno che la scuola era chiusa, il ponte è il 25 aprile. Insomma, vedo sto ragazzo sulla cesta e allora gli dico, ma voi non fate ponte? No, qua si lavora. Scende con la cesta, facciamo due chiacchiere e fa, sai che io sono un ex allievo di questa scuola? Ma dai, sì. E parlando del mio predecessore fa, e Don Roberto mi ha salvato. E mamma mia, usi questa parola, è forte? No, fa, perché ero un disgraziato, ne combinavo di tutti i colori, volevano buttarmi fuori dalla scuola. Allora io gli dico, guarda, buttarti fuori, cioè noi buttiamo fuori quando la gente si mena, ho fatto anche quello, però, e allora sì, ma ha visto dentro di me qualcosa e ha insistito con i prof per tenermi, e adesso sono l'elettricista che studiavo di essere e sono contento di essere un elettricista. Io credo che il papà di Lamborghini vedesse dentro al ragazzo quello che pochi vedevano e premiava quella bontà in fondo al cuore, perché solo alimentando il bene noi possiamo far crescere. C'è una pagina di Vangelo che dice: inutile che strappiamo la zizzania con il rischio di strappare il buon grano, aspettiamo, coltiviamo il buon grano. E questo è quello che deve fare ogni persona, perché a darci giù è facile, cioè il manganello cosa porta? E invece coltivare, prendersi a cuore, tirar su. Magari, ecco, il termine che usiamo a scuola, che è legato anche al lavoro, è dare una registrata. Cioè ti do una registrata, non ti butto via. Abbiamo la carrozzeria, dove i ragazzi imparano che si batte finché torna dritta alla lamiera. Non si butta via, ok? Quindi non si butta via un ragazzo, lo si registra, lo si aggiusta e soprattutto caricando lì dove c'è il buon grano. Bellissimo, bellissimo, è quello che speriamo di fare se riusciamo a metterci assieme, Don Paolo Magoga. Sa come la penso io, bisogna fare squadra, fare rete. Ecco, i campanili vanno visti assieme, siamo la città, abbiamo la città di 100 orizzonti, ecco, vediamo tanti campanili, però poi facciamo fatica quando ci spostiamo da questa città di 100 orizzonti a vederli tutti assieme, vediamo sempre divisi. Ecco, questo dobbiamo fare, guardare sempre i 100 orizzonti, ma assieme però, non divisi.
noi, sennò questi ragazzi li perderemo. Già ne abbiamo pochi, Domagoga, se perdiamo anche questi qua, non so io, ecco, basta mettersi in gioco, e là è il problema. Chi vuole mettersi in gioco? Adesso ne parleremo, però prima abbiamo Maurizio da Conselve. Vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno a Domagoga e anche all'altro ospite. Allora, Domagoga, mi rivolgo a lei su 2 questioni. Allora, bellissimi argomenti stamattina su cui poter discutere. Allora, innanzitutto io parto dalle famiglie che dovrebbero gestire i figli. Però il professor Crepè, non so se lo conoscete, è un professore mondiale, ha fatto un esempio l'altro giorno appunto per questi ragazzi violenti. Allora, prendiamo il caso, una madre drogata e un padre ubriaco con tanti precedenti penali alle spalle. Che cosa può nascere? Ecco, datevi una domanda e fatevi la risposta. Io non dico che tutte le famiglie di oggi sono così, attenzione, però la percentuale di queste violenze partono proprio dalle famiglie che hanno dei problemi, forse anche molti problemi, perché bisogna seguire prima i genitori, ok, e dopo i ragazzi, quindi è un cane che si morde la coda. Poi Domagoga, io adesso tiro fuori un altro argomento. Allora, sta troppa accoglienza, accoglienti, bisogna accogliere a tutti i costi. Non le pare che purtroppo sta accoglienza sta portando a un disastro per quanto riguarda la popolazione, che dopo alla fine siamo noi cittadini italiani che dobbiamo mantenere queste persone, ok? Non le pare che ci sia questo troppo accoglienza? Ecco, attendo da lei le sue risposte. Buona giornata, ciao Mirella. Grazie Maurizio, solo una parentesi. Da una moglie, da una mamma drogata e un papà ubriaco può uscire il ragazzo più buono del mondo. Te lo posso assicurare, non è come pensi tu. Tanto è vero Maurizio che tu l'hai anche detto, tu quando hai bussato qualcuno ti ha aperto, specialmente la sottoscritta. Ho cercato di aiutarti nella maniera che potevo, nel modo che potevo, però avevi un punto di riferimento, sapevi che potevi fare un numero e qualcuno ti avrebbe ascoltato. Allora non pensi che anche tu, se ascoltassi magari qualcuno che è in grosse difficoltà, potresti essere utile? Perché se continuiamo a guardare i numeri che vi danno non tornano, non sono i numeri veri, sono i numeri che qualcuno vuole strumentalizzare per lucrare qualche voto. Questa è la verità. Domagoga, lei, no, ho fatto la parentesi perché avendo un banco solidale capisce bene che... Prego. Ho dato la volata nel senso che condivido e mi allineo a quello che dice lei, ovvero 2 cose. Di ragazzi come ne ha presentato chi ha telefonato, ne abbiamo e sono i primi feriti, cioè loro sono come dire, ci capita, non so, di trovare delle situazioni faticose da gestire, però sono vittime, non sono carnefici. E come dice lei, ci sono dei ragazzi che non vogliono, come dire, allinearsi all'aria che tira a casa, e la scuola diventa un baluardo. Mi colpiva, parlando con un insegnante di un ragazzo che ha una situazione uguale, e la prof diceva: è come se fosse mio figlio. Chi fa il lavoro dell'insegnante non lo fa per i soldi, prendono niente, lo fa perché sente che il senso di famiglia si estende anche a questi. Ora capisce bene che dire nostri, cosa vuol dire nostri? Se tutti nostri. Certo, sull'accoglienza, anche la mia scuola 600 ne ospita, cioè se me ne arrivano altri 600 non riesco a gestirli, quindi a qualcuno noi dobbiamo dire: guarda, le classi sono piene, soprattutto l'officina meccanica, vorrebbero essere tutti meccanici Ferrari, guarda, purtroppo non ce la facciamo. Ma ormai quando qualcuno mi dice: ma quanti italiani, ma cosa vuol dire italiani? Ci sono ragazzi di colore che parlano dialetto come me, cioè italiani, e poi se io togliessi tutti i non italiani avrei già chiuso la scuola, ma avremmo chiuso le pizzerie, abbiamo chiuso l'Italia,
non è che noi manteniamo loro, sono loro che mantengono noi. Ormai sono anni che questi lavorano, pagano le tasse e pagheranno le nostre pensioni. Quindi dobbiamo darci una registrata su questo modo di pensare. Certo ci va regolato l'ingresso, ci mancherebbe altro, ok, ma non si può più chiudere, cioè dove andiamo? Con un calo demografico che secondo me è uno dei più alti del mondo. Andiamo a vedere proprio questa mamma su questo ragazzo bullizzato da quest'altro suo coetaneo. Andiamo a sentire cosa dice questa mamma. Parliamo di qualche anno fa, mio figlio adesso ha 18 anni e sì, è stato uno shock, perché ci si chiede sempre se magari solo invece che difendere mio figlio una parola in più per questo ragazzo, perché ragazzi in evidente stato di bisogno e di solitudine, però poi uno pensa a proteggere il proprio e invece bisognerebbe pensare ad educare anche gli altri, aiutarci. Di fronte all'omicidio di Castelfranco, Francesca Donzelli ha riavvolto il nastro dei ricordi, tornando a quando suo figlio frequentava la prima media a Montebelluna ed era finito nel mirino di due bulli. Uno di loro era proprio Badr Rouaji, il 19enne oggi in carcere con l'accusa di aver ucciso all'esterno del Playa Loca il 20enne Lorenzo Cristea. La signora Francesca parla da mamma, ma anche da operatrice sociosanitaria nel mondo delle disabilità. All'epoca la donna sfidò a viso aperto i bulli del figlio, semplicemente parlando loro. Che io non potevo andare a lavorare e pensare a ogni mezzogiorno, a ogni una all'uscita da scuola, che mio figlio tornasse a casa picchiato, strattonato. Quindi gli ho dato il mio numero di telefono e gli ho detto: se avete problemi con mio figlio chiamate me, vi assicuro che tutto quello che io provvederò contro mio figlio non sarà quello che fate voi, quindi se avete dei problemi parlate con me. Non hanno smesso di fare i bulli, hanno smesso di prendersela con mio figlio. Però il bullo di suo figlio era Badr? Sì. E lei lo aveva affrontato? Lo avevo affrontato e mi sono trovata davanti un ragazzino che con me non ha fatto il bullo, tutto sommato dispiaciuto per l'accaduto, che con me si è scusato. Poi è cresciuto, sono passati tanti anni, io non so cos'è, però io posso garantire che era un ragazzino. Un ragazzino come tanti, aggiunge Francesca, che non vuole trovare giustificazioni, soltanto spiegazioni. Quello sguardo, dopo la mattanza di Castelfranco, le è ritornato alla mente come un lampo, un tuffo indietro di 7-8 anni, con tutto il suo carico di sensazioni e domande. Io l'ho guardato occhi negli occhi e a quel tempo non era un assassino. Questo ragazzo poteva essere recuperato? Io sono sicura di sì, e allora magari non sarebbe diventato non lo so, la migliore delle persone, però forse se si fosse potuto lavorare proprio su un discorso empatico. Questi ragazzi vivono adesso, senza voler condannare la musica trap o tutte le abitudini, però quando crescono in un'epoca dove essere empatici, dove prendere le difese dei più deboli ti fa diventare un povero sfigato, perché quello che conta è lo spaccio, fumarsi la canna, avere di fianco la beach. Bisogna insegnargli che essere delle brave persone non è da sfigati, perché forse non lo sanno. Io la farei ministro delle famiglie, mi scusi Pittingaro, ma veramente questa donna che non conosco ma che abbraccio, e veramente vedete che le abbiamo queste persone che non le vediamo, eppure loro quando c'è un problema si mettono davanti, hanno il coraggio di dire no, non funziona così. Allora abbiamo Miriam da Quinto, poi andiamo dal presidente Pittingaro e poi andiamo ancora da Domagoga. Prego Miriam. Buongiorno a tutti e grazie della comunicazione. Allora, io volevo rispondere a Don Magoga, non mi ricordo il nome. Don Paolo Magoga. Don Paolo Magoga. Innanzitutto anch'io amo il Signore e credo nell'aiutare il prossimo. Lei dice, queste persone ci stanno aiutando noi per pagare le nostre pensioni. Io parlo da mamma, una ragazza che ha fatto il suo percorso. Io non ho voluto che si laureasse, come dice, noi italiani vogliamo solo farli laureare. Una ragazza che in 24 anni ha fatto 2 lauree, laureata in lingue. È stata disperata i primi 3 mesi perché non trovava lavoro. Si è adagiata e è andata a lavorare come cassiera.
è andata a bussare alla porta anche alla regione, la quale le ha detto i tempi sono difficili. Le domande di lavoro dicono che sia italiano che sia straniero, per lavorare devi avere esperienza. Allora lei dice, noi abbiamo un mercato grande in Veneto, voglio lavorare, non voglio diventare chissà chi, però devo avere esperienza. Cosa fa il Veneto per me? Visto che amo la mia terra, amo la mia vita, l'Australia, l'Austria, il Canada mi dà lavoro e qua non danno l'opportunità di lavorare. La macchina i miei genitori l'hanno dovuta pagare per andare dove devo andare. La patente lo stesso. Io non ho un'entrata, ho 26 anni, trovo adesso un lavoro come apprendista, come artigiana, mi accontento come fare impiegata commerciale per non perdere almeno quello che ho studiato. Mi accontento, lo Stato mi dà un contratto, questa azienda, ma sentite bene, 5 anni di apprendistato, 900 euro al mese. Lei dice, mi pago la benzina, mi pago da mangiare perché ho 20 chilometri per andare a lavorare. Come posso farmi una famiglia io e farmi un avvenire? Stiamo aiutando i giovani nel fare il loro avvenire o stiamo sempre puntando il dito, i figli non hanno voglia di lavorare? Mia figlia è disperata, dice, è inutile che mi dite l'Italia sta morendo, ma stiamo morendo, ma se non aiutiamo questi giovani a farci una famiglia o dire, caspita, come faccio mamma io con 900 euro al mese farmi un mutuo che non me lo danno perché ho 5 anni di apprendistato? Allora mi accontento, ma guardate, ora che si paga la benzina, ora che si paga l'assicurazione, ora che si paga le spese, non è una ragazza che va a fumare e a mangiare in giro perché deve rinunciare a tutto. E parliamo di una ragazza di 26 anni con la testa a posto. E caspita, allora diciamo, va bene, stiamo aiutando tutti questi popoli, ma guardiamoci bene sto cavolo di Veneto, cosa fa per i giovani che hanno voglia di fare qualcosa e di non far morire la sua terra? Grazie Miriam, molto importante questa telefonata alla quale risponderà sia il Presidente Pitingaro che Don Paolo Magoga. Allora, a lei Presidente. Allora, il tema dei giovani e del lavoro è sicuramente un tema complesso e io capisco come dire, lo stato d'animo di un genitore che vede una figlia plurilaureata non trovare lavoro. Allora, io so che la Regione Veneto mette a disposizione diversi percorsi, diverse strutture per poter, come dire, trovare la propria strada, insomma. Sono, diciamo, come dire, iniziative che sono aperte a tutti, diciamo, per cui io credo che sia opportuno anche cercare informazioni su quello che le istituzioni fanno, insomma, è importante. Spesso magari noi non conosciamo tutto quello che viene messo a disposizione dei giovani. Esistono progetti giovani, esistono appunto i centri per l'impiego, esistono le politiche giovanili, esistono, diciamo, diverse modalità per poter certo, ci possono essere dei periodi di difficoltà, insomma, ecco, quelli però penso che bisognerebbe forse anche fare anche un po' di più, insomma, anche noi come, cioè anche le istituzioni probabilmente forse dovrebbero fare qualcosa di più. Don Paolo Magoga, prego. Beh, intanto saluto l'amico Serafino Pitingaro che non ho salutato all'inizio di trasmissione perché è sempre un po' emozionante entrare in una TV, quindi ecco, e mi fa piacere condividere con lui un po' questo programma, ma sono d'accordo con quello che dice Serafino, nel senso che io metterei sul piano più aspetti. Il primo, che certamente anche oggi per alcuni, ecco, non per tutti, la ricerca del lavoro è qualcosa di difficile. Per assurdo c'è anche tantissima domanda. Lo vedo a scuola. Noi a scuola, oltre che preparare i ragazzi, prepariamo anche gli adulti e non li prepariamo solo su compiti, potremmo quasi dire, di manualità, di lavoro basico come può essere il saldatore o il tornitore,
ma prepariamo anche corsi per gente che può lavorare in uffici, consulente del lavoro, segretaria d'azienda, eccetera, eccetera. E tutti coloro che chiedono, da saldatore al corso OS a chi lavora in un studio di un commercialista, non ce n'è uno che dica che ha bisogno di gente. Ecco, quindi c'è tanta domanda, è da capire, come diceva Serafino, se appunto i soggetti che abbiamo interpellato per o preparare anche un curriculum ad hoc o per collocarci con le nostre competenze, ecco, sono stati giocati bene o tutti. Altra cosa, io non vedrei come il demone fare un'esperienza all'estero. Conosco un sacco di persone, anche ex allievi nostri, che sono partiti, chi è andato in Canada, chi è andato in Francia, chi è andato in Inghilterra, e per alcuni anni torna e si ricolloca veramente in punti molto alti, perché sempre più, come sappiamo, il mondo è connesso, e quindi avere anche un'esperienza di lingua, di lavoro in un'azienda straniera è una stella al petto, più che un mamma mia, devo andare all'estero a lavorare, la fuga dei cervelli. Cioè, dopo è vero che l'offerta che c'è qui da un punto di vista economico, ecco, non compete con l'estero. Purtroppo noi abbiamo costi alti e stipendi bassi, ma questa è una piaga che credo non si può risolvere facilmente. Io invece non sono d'accordo con voi in parte, Don Magoga e anche Don Presidente Pittingaro, perché io vivo queste situazioni e non gira così, Don Paolo e Presidente, nel senso che se tu non fai parte di un cerchio magico, politico specialmente, è difficile essere inserita in determinati ambiti di lavoro. Questo ve lo posso assicurare. Fanno le cose perfette e ci mancherebbe, tutto legale, non dico mica di no. Andiamo a vedere chi è a casa dei figli dei politici o di parenti o più di qualche... Andiamo a vedere come mai arrivano i primi posti e vincono sempre i bandi più di qualcuno? Anzi, prendono il posto dei padri. Il padre va in pensione e arriva il figlio. Capisce che questi ragazzi, Don Paolo, non sono così stupidi e non riescono a salire la scala perché arriva sempre qualcuno prima di voi, oppure non vengono neanche chiamati. Voi avete parlato dell'ufficio per l'impiego? Esiste? Ma non so, vi chiedo, in regione? Esiste? Sì, certo che esiste. Come ci arrivi? Chi ti risponde? Guardate che ho provato, ho mandato le mail. Tanto è vero che anche quando c'era la Elena Donazan, dicevo, scusa Elena, ma puoi rispondere alle mail per cortesia che arrivano, visto che hai un ufficio con tante persone, perché rispondere è doveroso? Don Paolo non gira così. Ha ragione questa mamma, perché sente il dolore di questa figlia che non riesce a trovare la strada, non riesce, è così inutile che me la girate, per carità. Poi c'è anche quello che vince l'8 milioni, ci mancherebbe, ma quanti non vincono? Ma quanti ragazzi tendono di arrivare? Io l'ho vissuta, per questo parlo, che ho portato una persona non per bene, di più, che arrivava sempre terza, quarta, seconda, finché ho detto adesso andiamo a vedere come mai non arrivi. Il posto, Don Paolo, era già assegnato, ancora prima che la persona lo lasciasse era già assegnato, per quello arrivava sempre seconda, perché là non arrivi. Se la politica non cambia, questi ragazzi li perderemo, come ha detto lei, dovranno andare all'estero, se trovano, perché non è mica detto anche che là funzioni tutto. Non gira così, Don Paolo, devono cambiare registro le segreterie politiche, devono cambiare registro. Non può essere, lo vivo io, una volta c'erano le province, l'ufficio per l'impiego almeno era là, una volta che funziona levano via le province. Ma dove vai in regione? Adesso Don Paolo, che sono tutti in campagna elettorale, non trovi un ufficio aperto, o se lo trovi si hai voglia che arrivi la risposta. Queste cose vanno dette perché dobbiamo cambiare il sistema, perché abbiamo questi bravi giovani e dobbiamo tenerceli qua.
Dobbiamo dare loro la possibilità dell'inserimento, ma un inserimento che dia loro valore, perché hanno studiato, l'hanno messa tutta, sono bravi, questi sono bravi ragazzi da premiare, ma da premiare come? Con un lavoro in base al loro studio. Perché studiare non è facile se uno si impegna veramente, vuol dire sacrificio, vuol dire credere nello studio. Questo dobbiamo fare, Don Paolo, e lo dico perché la vivo questa situazione. Io ho avuto, no perché ve la racconto tutta, un presidente di una grande partecipata che ha detto qui pubblicamente: mandatemi i curriculum perché ho bisogno di personale. Perfetto, ho detto Presidente, faccio io. Devono ancora rispondere, Don Paolo. Lei lo chiamo, anzi oggi. No, scusa, ma come? Ma allora, mi dici che hai bisogno di personale, mi dici di mandare i curricula, queste persone lo fanno e sono anche persone giovani, non diversamente giovani, devono ancora ricevere risposta. Capisce che non gira così, Don Paolo, per queste persone, lo dico anche voi, come famiglie, queste mamme che vedono questi figli ritornare avviliti, storditi un pochino, perché veramente, ma perché? Ma perché non riesco? Ma se sono brava e ho tutte le carte per trovare un lavoro, perché non lo trovo? Perché l'hanno trovato gli altri. Allora andiamo a Leone, poi sentiamo i miei ospiti. Devo andare anche in pubblicità. Leone veloce, poi vado in pubblicità. Ciao Mirella, non finirò mai di dire che sei un genio. Sei un genio, un geniaccio. Bravissimo. Allora io, quando sono tornato dall'estero e negli anni 80, questa regione aveva banche, industrie, poi esplodeva di cose, che tutti trovavano lavoro e non c'è più niente. Cosa è successo? La disonestà, questo è successo, che non siamo così onesti come vorremmo credere di essere. Allora io adesso voglio parlare di Gaza, perché di Gaza si parla troppo poco. Allora, Israele fa parte dell'Occidente, quello che sta facendo Israele è criminale, cioè fa parte della nostra parte del mondo, e se sta facendo questo è perché noi glielo lasciamo fare. Allora noi dell'Occidente, della NATO, siamo sporchi di sangue, siamo colpevoli di quello che sta succedendo a Gaza. Ciao Mirella, grazie. Ciao Leone, pubblicità. Don Paolo Magoga, commentiamo anche quello che abbiamo. Non c'è Don Paolo, allora andiamo col Presidente, adesso arriverà, col Presidente Pittingaro. Come commenta, cosa diciamo a queste mamme, a questi genitori, anche i nonni che sono avviliti per questa situazione? Sono loro che cercano di tenere in piedi questi ragazzi, come dice, gli do la macchina perché sennò come fa ad andare a studiare, andare a lavorare? Questi ragazzi che non riescono a trovare una stanza in affitto e se la trovano la pagano 500-600 euro. Noi a Treviso abbiamo 2 aeroporti, abbiamo l'ippodromo, abbiamo tutto e non abbiamo un ostello. Non ne abbiamo uno. Don Paolo, dobbiamo fare un ostello. Presidente, dobbiamo fare un ostello, visto che abbiamo tutte queste ville venete, magari anche quella bellissima Villa Franchetti, magari Presidente, cosa dice lei che ha conoscenze importanti? Andiamo a Villa Franchetti a fare l'ostello. Prego, Presidente. Vabbè, io non ho conoscenze importanti. Sì, le hanno di quello. Io credo che per dare un consiglio appunto alle mamme che vedono i loro figli diciamo in difficoltà, diciamo, nel cercare lavoro e nel trovare la propria strada. Allora, intanto è importante incoraggiare i figli, cioè la famiglia è importante perché bisogna sviluppare all'interno della famiglia una genitorialità consapevole, e questo è importante. E l'incoraggiamento serve anche per dire ai figli di non arrendersi, cioè di provare, di informarsi, anche di creare le relazioni con altri ragazzi, di fare domande, di allargare la cerchia
anche delle amicizie, è importante, cioè, io posso parlare per la mia esperienza personale, diciamo, erano fine degli anni 90 quando io cercavo lavoro, però io per 5 anni ho fatto un lavoro di precariato, insomma, lavoravo 3 mesi da una parte, 4 dall'altra, poi 5, poi, cioè, e con questi piccoli lavori mi sono creato una esperienza, ho accumulato delle conoscenze, ho accumulato delle competenze e poi è arrivato il momento in cui qualcuno le ha riconosciute. Quindi secondo me è importante anche avere anche la pazienza di provare, di non rassegnarsi, di essere testardi, diciamo determinati e provare a bussare, telefonare, informarsi e essere sempre proattivi. Sì, però vede Presidente, finché si passa il messaggio che i ragazzi non hanno voglia di fare niente, che vogliono tutto senza lavorare, che vogliono stare a casa il sabato e la domenica, che li abbiamo con questo assegno di inclusione li teniamo sui divani, capisce che questa ragazza che è a casa dice ma non è mica anche così. Andiamo a vedere questo video evento del Presidente Pittingaro perché il tempo vola, andiamo a vedere evento e poi commentiamo. Allora, Don Paolo Magoga, come commentiamo questo festival, questi eventi che fanno? La prossima volta vi farò vedere, questa mattina non siamo riusciti, l'importanza ecco, è soprattutto del messaggio che viene lanciato con questi eventi importanti. Prego Don Paolo. Beh, sicuramente aprire il mondo dei libri ecco, ai giovani, alle famiglie in particolare, credo sia una grande sfida, perché il libro è come un amico, mentre un messaggino è l'esperienza un po' mordi e fuggi e tanto social diventa emozionale. Si avvicini al microfono Don Paolo perché sennò non la sentiamo più. Ok, mi sente un po' meglio? Adesso sì. Sì, allora dicevo che il libro è un amico, un compagno di viaggio, ti fa riflettere, ti fa approfondire e quindi la sfida del libro di continuare a credere ecco, nelle parole scritte, non solo nelle parole viste o nel mondo emozionale dei social, è sicuramente una sfida. Ecco. È una sfida però che questi ragazzi cercano di tenere in mano. Sa cosa mi hanno detto? Anzi, una ragazza in particolare seduta qua dove è seduto il Presidente Pittingaro, che non mi ricordo di quale scuola era perché ne ho avuto tante, domani forse ne avrò ancora, mi ha detto: Mirella, il futuro è nelle nostre mani e un passetto alla volta ce la faremo perché loro sono ottimisti. Cosa dice Presidente? Abbiamo il mondo giovane che è ottimista. Che è un bel messaggio, esatto. Ecco, che noi dobbiamo guardare alla parte buona, diciamo, dei giovani, perché sono loro quelli che possono in qualche modo, come dire, avvicinarsi anche alle persone che magari alle spalle hanno avuto un'esperienza familiare negativa o ce l'hanno, la vivono, eccetera, ma io sono sempre dell'idea che i figli non sono di chi li procrea, i figli sono di tutti, cioè i figli sono anche di coloro che i figli non ce li ha. Come ha detto la mamma, dobbiamo allevarli tutti assieme. Non ce li ha, tutti, cioè la paternità e la maternità. Esiste a livello, c'è quella biologica, ok? Ma c'è anche quella, come dire, naturale, cioè quella di essere, come dire, educanti, educatori anche dei figli degli altri. La comunità educante è
la parola d'ordine che dobbiamo comunità, seguire. la parola comunità, educante. Villaggio, comunità, ponti, queste sono le parole che dobbiamo cercare di mettere in pratica. Però andiamo a vedere adesso il video, Scuola Fonte, 70° Fondazione Scuole, poi la commentiamo con Don Paolo Magoga. Bellissimo Don Magoga, veramente bello questo video, adesso vedremo anche le foto, ecco, commentiamo e poi come ci saluta. Prego Don Paolo, bellissimo, complimenti. Beh, grazie di avermi invitato e di aver mandato questo video che abbiamo proiettato l'altro giorno per i 70 anni della scuola, che abbiamo festeggiato assieme a un altro ente, Scuola Centrale Formazione, che ne ha vissuti 50. Niente, celebrare 70 anni, avete visto le foto storiche, pensi che questa scuola nasce come avviamento al lavoro per muratori e aggiustatori. Questa è una foto di un aggiustatore meccanico, ecco, che insegna i rudimenti di come calcolare, ecco, un calibro lo spessore di un pezzo di ferro. Niente, è stata per noi un'emozione grandissima ripercorrere tanti anni, come ha visto, sempre per i giovani quelli più fragili, più sfortunati, più poveri, per poterli diciamo non solo recuperare ma rimettere in piedi, ridargli dignità e dare loro, ecco, una competenza perché potessero piazzarsi nel mondo del lavoro. Tornando al tema, ecco, delle raccomandazioni che lei diceva, anche nel Vangelo la mamma di Giovanni e Giacomo cerca di raccomandarli al Signore, quindi credo sia una piaga vecchia come il mondo quella. Purtroppo. Sì. Don Paolo, però come vede lei questi giovani? Ecco, lei veramente, specialmente quelli che amano meno degli altri, eppure guardi, io li vedo al banco alimentare, sono quelli che si impegnano di più anche a scuola, sono anche bravi, poveretti, a scuola. Io quando vado a trovare sono sempre che studiano, perché non hanno altro e per loro è importante lo studio, la scuola, o sbaglio Don Paolo? Ma no, ha ragione, purtroppo cosa vuole? Noi viviamo in un mondo ormai tutto artificiale,
naturale, l'aria non è più naturale perché è condizionata, viviamo tutto dentro ambienti tutti plastificati, la natura fatichiamo a rivederla, e la natura umana anche, e quindi i ragazzi quando mettono le mani su qualcosa e costruiscono tornano ad essere creativi e generosi, e ne hanno di voglia di fare, andrebbero più custoditi e più sostenuti, ecco, ma c'è tanto bene dentro. Allora, prima di lasciare anche il Presidente Pittingaro, andiamo a vedere anche questo premio che ha dato questo Istituto Professionale Lirigen di Rosà di Bassano, andiamo a vedere e poi salutiamo anche il Presidente Pittingaro. 26esima edizione premio Marisa Visci di Nardini, in ricordo di una donna forte, generosa e disponibile verso gli altri, protagonista di tante iniziative nel campo del volontariato, organizzato dai figli Michele e Maurizio Viscidi in collaborazione con l'RDS Monte Grappa. Il concorso ha l'obiettivo di diffondere la cultura del dono e sensibilizzare soprattutto i giovani sull'importanza della donazione del sangue. Il numero dei ragazzi coinvolti cresce ogni anno e li vediamo davvero molto coinvolti. Lo vediamo dai lavori ma anche dalla partecipazione quando facciamo appunto le premiazioni dei vincitori, che poi a mio avviso hanno vinto tutti, perché nel momento in cui fanno un elaborato così convincente, mi viene da dire, sulla donazione, hanno già vinto, indipendentemente da un primo, un secondo o un terzo posto. Un appello proprio per far capire quanto importante è donare il sangue. È importantissimo. Quello che cala e ci preoccupa è il numero dei donatori, quindi non c'è abbastanza ricambio generazionale con i giovani, ci sono gli storici, i giovani si fa un po' fatica a recuperarli e quindi ci muoviamo anche con queste cose per invogliarli ad entrare nella nostra famiglia. 13 scuole medie dall'intero comprensorio hanno partecipato assieme a 2 istituti superiori, uno dei quali è il rosatese ente di formazione Irigem, con un progetto originale presentato assieme al loro docente e capogruppo RDS generale Giardino Elvis Baggio. Il tema che abbiamo affrontato l'abbiamo messo in modalità, l'abbiamo affrontato in modalità giocosa, ma mettendo bene in evidenza che non è un gioco, tutto questo non è un gioco. I ragazzi l'hanno percepito, capito benissimo, e la cosa molto bella e interessante è che si sono coinvolti tra di loro e hanno cercato di coinvolgere anche quello che è il pubblico, il target di riferimento per noi, quindi tutti i ragazzi giovani, attraverso una serie di progetti che veramente quest'anno sono stati tantissimi, di diverse tipologie, dai giochi da tavolo ai manifesti, ai volantini e tutta la parte web, quindi applicazioni, escape room, portali, siti web, quindi molto coinvolgente e anche appagante anche per loro. Allora, Presidente Pittingaro, abbiamo visto queste premiazioni, questi ragazzi, e come ha citato prima Don Paolo Magoga quando ho chiesto a questi ragazzi un test sui primi 3 posti, i valori dei primi 3 posti. Primo, famiglia, hanno risposto, e anche istituti diversi che non si conoscevano tra di loro in diverse puntate. Secondo, scuola. Terzo, amicizia. Allora qui abbiamo visto questa scuola professionale che ha capito l'importanza del valore della scuola anche per trasmettere questi valori, la donazione, non solo la didattica. Prego, Presidente. Allora, intanto ricambio i saluti di Don Paolo e gli faccio i miei complimenti perché quella scuola sta veramente formando delle generazioni e sta svolgendo un ruolo educativo importantissimo. Le 3 parole che lei ha evocato, insomma, sono al centro, diciamo, dovrebbero essere al centro di tutti i nostri sforzi, di tutto il nostro impegno. E noi dobbiamo, lo facciamo come associazione, ma lo dovremmo fare appunto anche come comunità, cercare di portare avanti, di credere e di raccontare la bellezza della famiglia, la bellezza della scuola, la bellezza del dono e dell'amicizia. Questo è fondamentale perché ognuno deve fare il proprio pezzetto, cioè la scuola deve fare quello che sa fare meglio, insomma, formare. La famiglia deve e le associazioni devono mettersi in rete, devono mettere in rete le famiglie e le scuole e le istituzioni per cercare di arricchire anche culturalmente, di trasmettere messaggi anche attraverso il fare, non solo raccontare le buone pratiche, ma soprattutto far vedere che esiste una parte buona e che quella parte buona è quella che fa notizia.
Vediamo, avete trovato le immagini della festa di Silea per far capire quello che ha detto adesso il Presidente: bisogna fare rete, bisogna che ci uniamo, bisogna che trasmettiamo questi valori che ogni associazione veramente ha dentro di sé, questi valori che sono trasmessi quasi sempre dalla famiglia che tu hai. I miei genitori sono donatori, io divento donatore. Ho famiglie missionarie, come diceva Don Paolo, io divento missionario. Capite che sono questi veramente i valori fondamentali che hanno le associazioni di volontariato. Ecco, qua stiamo vedendo le immagini di questa giornata piovosa ma bellissima, dove abbiamo cercato di fare rete, di trasmettere questi valori fondamentali che portano queste associazioni, l'etica, la parola etica, rispetto, donare, erano tantissime, venivano dappertutto perché hanno capito l'importanza della rete. Io spero questa mattina, grazie anche a Don Paolo Magoga, di essere riuscita a trasmettere questo, di unire le forze, perché ci siamo, ma siamo troppo divisi. Dobbiamo conoscerci di più e sapere chi fa cosa, perché se tutti facciamo tutto, poi alla fine troviamo la persona morta in casa. Prego, Don Paolo, vede che vuole aggiungere qualcosa. Se posso, c'eravamo anche noi a quel concorso. Lo so, gliel'ho detto al Presidente Pittingaro, poi la prossima volta ci deve essere anche lui. Cosa le hanno detto, Don Paolo? No, noi abbiamo presentato un video molto bello fatto dai ragazzi di un incidente sul lavoro e tutto quello che segue fino alla donazione del sangue. Pensi che alcuni ragazzi che hanno partecipato a questo video non erano mai entrati nel centro trasfusionale, ed è stata l'occasione propizia per insegnare loro anche un percorso di dono proprio vissuto fisicamente. Grazie veramente Don Paolo per quello che ha detto, il supporto che mi sta dando anche lei, perché capite che non è facile per Mirella, unire le forze su questo paese molto diviso, che sarà il profondo sud, Don Paolo, ma dico che sia anche il profondo nord qua, attenzione, perché lo dico tutte le mattine, purtroppo è così. Grazie veramente a Don Paolo Magoga, grazie a Serafino Pittingaro, grazie pubblicità. Adesso vi presento altri ospiti molto graditi per la Mirella. Abbiamo Cristian Sassaro, presidente associazione Da Spreco a Risorsa, perciò pensate quanto sta a cuore a Mirella questo ospite, e quello che dirà anche Cristian, che come Mirella non ha peli sulla lingua, quello che deve dire lo dice, perché siamo in prima linea, abbiamo il coraggio di dire quello che vediamo e quello vorremmo che si facesse, assieme a Alberto Paglierini, volontario dell'associazione. Un giovane, e mi fa piacere, ma abbiamo anche Elisabetta Donadello, mamme no PFAS. Ciao Elisabetta, che piacere rivedervi, te ma tutte le mamme, che saluto, un grande abbraccio a tutte voi per la battaglia che anche voi state facendo. Però una piccola vittoria, anche se non è piccola a mio avviso, è un punto di partenza importante. Sembra che qualcuno abbia capito l'importanza di dare valore a questa morte, che veramente era una cosa incredibilmente violenta da non accettare. Allora partiamo proprio da te, Elisabetta, cosa ci vuoi dire? Cosa è successo? Che passi avanti sperate di ottenere? Ecco, questa premier che martedì sarà quasi sicuramente, dicono ma non si sa ancora, alla Fenice. Io spero che riceva queste associazioni, che ci riceva per capire l'importanza di quello che stiamo facendo tutti assieme, perché la goccia la stiamo mettendo tutti, siamo una comunità bella tosta, anche quelli che ci sono belli tosti. Prego Elisabetta. Buongiorno Mirella, innanzitutto grazie per ricordarsi sempre di noi. Allora, diciamo che sul fronte FAS, chiamiamolo così, ci sono alcune novità. L'ultima, la più recente, quella che lei ha appena menzionato, è appunto il riconoscimento finalmente per la prima volta comunque nel nostro paese di una malattia professionale dovuta alla contaminazione da PFAS. Questo operaio che purtroppo è deceduto da un po' di anni e che ha lavorato per tanti anni nell'azienda Miteni, che è quella poi a processo incriminata della contaminazione nel nostro territorio, ecco, questo operaio è stato riconosciuto che la sua malattia è stata causata dall'esposizione ai FAS,
che erano il prodotto appunto della Miteni in cui lui lavorava. Adesso l'INAIL dovrà risarcire le famiglie. L'importante è sottolineare che non è il risarcimento economico la vittoria. Questo è abbastanza ovvio, però meglio ricordarlo, nel senso che purtroppo una vita umana non c'è un valore che possa restituirla alla famiglia e a tutto ciò che ha sofferto, però almeno il riconoscimento di ciò che la famiglia stessa ha cercato di far capire per tanto tempo e che non è stato ascoltato. E naturalmente anche per tutti noi, per tutta la comunità, usando proprio il termine che è molto caro questa mattina anche a Mirella, proprio il capire l'importanza effettivamente di queste sostanze. Per tanto tempo tutti noi attivisti siamo stati additati per essere di essere degli allarmisti e di fare di queste sostanze qualcosa di più importante di quello che sono. Invece il presente, e quest'anno lo sta accadendo in più situazioni, ci sta dando ragione, no? Quindi questa prima causa finalmente vinta, che conferma la pericolosità di queste sostanze. E poi c'è un'altra novità che mi piacerebbe sottolineare di quest'ultimo periodo, per la quale dobbiamo ringraziare Greenpeace, che ha fatto una serie di monitoraggi in tutta Italia alle acque potabili, centinaia di campioni che ha raccolto in tutta Italia, che ha fatto analizzare per dimostrare che i composti FAS sono ormai dappertutto e che sono negli acquedotti. Adesso, a seguito di questo, in Parlamento stanno discutendo, e probabilmente verrà approvata, una nuova legge con dei nuovi limiti molto più bassi di prima per quanto riguarda la presenza di queste sostanze nelle acque potabili. E questo io lo ritengo un grande successo, anche se bisogna sempre mettere l'appunto, i limiti proposti adesso attualmente al Parlamento sono purtroppo ancora un po' alti rispetto a ciò che negli altri paesi invece stanno già portando come limite massimo di presenza di queste sostanze nelle acque potabili. Però è già un qualcosa, dopo tanti anni che stiamo chiedendo, finalmente forse anche proprio di fronte all'evidenza delle analisi effettuate da Greenpeace, finalmente arriva una legge. Perciò prendiamo la parte buona, ecco, non ci fermiamo, non ci accontentiamo, perché abbiamo obiettivi molto più avanti, molto più in là. Perché per avere la salute queste sostanze sappiamo che devono essere eliminate dalle produzioni, eliminate dagli oggetti, dagli articoli. Qui c'è una proposta a livello europeo, un manifesto si chiama Ban FAS, cioè abolirli, eliminarli. Già diversi paesi in Europa hanno chiesto, i governi proprio hanno chiesto di eliminare, di smettere di produrre queste sostanze. L'Italia è ancora indietro, nonostante la contaminazione così importante abbiamo noi in Italia, però c'è tutto un problema dovuto alle lobby della chimica che stanno ostacolando questo processo, per cui in Europa sembrava che stessimo andando in quella direzione, adesso c'è stato un po' uno stop, hanno rimandato, cercano di tirarla lunga fondamentalmente, perché le lobby della chimica non vogliono smettere di produrre queste sostanze, sappiamo bene, perché ci guadagnano un sacco di soldi e a loro della nostra salute sinceramente non interessa proprio niente. Guarda Elisabetta, io lo dico quasi tutte le mattine che il business ha superato la parola etica, buon senso, sicurezza. Ecco, regna sovrano il business, le lobby regnano sovrane e noi dobbiamo invece combattere, dobbiamo andare avanti, portare la voce. Come hai detto tu, è vero che l'Italia arriva sempre dopo. Io ad esempio stiamo raccogliendo le firme per l'airbag obbligatorio sulle motociclette perché troppi morti sulle strade, specialmente queste famiglie che vedono i loro cari che non torneranno più perché non amano questo sistema di sicurezza. Sono anni noi che raccogliamo le firme, la Spagna l'ha già messo in atto, cioè in Spagna è diventato obbligatorio, ecco, l'airbag, pensate. Allora noi fortunatamente anche noi siamo arrivati in Europa, grazie anche ai nostri europarlamentari che hanno capito l'importanza di questa sicurezza. L'importante è andare avanti, Elisabetta, arriveremo anche tardi ma arriveremo prima o dopo, perché non è possibile, come hai detto tu, noi ci siamo, andiamo avanti, combattiamo e prima o dopo queste battaglie finiranno per vincere anche la guerra, perché è una cosa che riguarda
tutto, non riguarda solo l'Italia, riguarda tutti, perciò siamo in Europa, come ha detto Elisabetta, ci sono questi parametri, cerchiamo anche noi di metterli in atto. Allora, Christian Sasso, questi parametri nella povertà che aumenta sempre di più, cibo ne arriva sempre meno, per fortuna ci sono i privati che ci danno un po' di aiuto e dobbiamo dirlo e ringraziarlo, perché sennò non si riesce a capire cosa sta succedendo. Com'è la situazione? Ma intanto voglio ringraziare appunto Elisabetta, perché mi ha fatto riflettere. Cioè, come, da Vicenza, anche lei collegata, sai, perciò andai a trovarla. Ho immaginato la zona probabilmente, ma quello che mi ha un po' sconvolto è che al di là che arriviamo sempre dopo, ma arriviamo e non ci arriviamo anche quando sappiamo il male che fa. Questo è quello che sconvolge, mettiamo davanti il denaro alla vita di una persona, no? Quindi questo ci deve far riflettere su tanti ambiti e su tante cose. In ambito invece della povertà noi vediamo un grossissimo aumento di richieste quest'anno, non so se anche nei vostri empori, ma da noi non capiamo la causa, nel senso che abbiamo persone nuove ogni giorno che chiedono e questo ci pone delle domande, cioè tanti interrogativi, poche risposte. E non sappiamo il perché. Ecco, a volte ci viene da pensare forse perché trovano un servizio migliore piuttosto che la solita borsetta, la cosa che ci siamo sempre detti lì, la dignità di scegliere. Una causa può essere anche questa, però vediamo tante persone che chiedono e non solo stranieri. Adesso appunto abbiamo anche il referendum su questa cosa qua, ma sì, perché quante volte gli empori solidarici ci sono delle persone che dicono aiutate solo gli stranieri. Al di là che non c'è straniero, non c'è italiano per me, quindi non abbiamo il colore, non abbiamo il colore, una persona rimane persona. Però chiediamoci come mai non ce la fanno, sono quasi tutte famiglie che lavorano, quindi stipendi bassi. È un grande tema, è quello del reddito basso, monoreddito, e affitti altissimi. Le famiglie non ce la fanno, questo è un grosso tema. Infatti io lo dico quasi tutte le mattine a casa, lo sapete che non abbiamo i barboni che arrivano ai banchi alimentari, abbiamo famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno, perché quando hai pagato o un affitto o un mutuo di 500-600 euro, 700, bollette e tutto quello che resta, con 1.200 euro al mese, se riescono ad averli, o una pensione bassa, capite bene che non ce la fanno. Per fortuna che ci sono questi empori che ringraziamo, non la politica, perché la politica ci fa pagare per fare i volontari, giriamo col commercialista e paghiamo per fare i volontari, capite voi come siamo messi, però prima o poi noi rimarremo, i politici passeranno, lo dico sempre, è questione di tempo, però abbiamo anche un volontario giovane. Cosa dice? Ecco, che situazione vivi tu dopo aver sentito anche quello che ho detto io, ma quello che ha detto anche Cristian, voi che siete nel pezzo, cosa vedi? Guarda Mirella, ci riflettevo proprio qualche giorno fa che pensavo a tante famiglie che quando io ero bambino, considerate famiglie normali, che andavi al supermercato, compravi quello che ti serviva, senza tanti pensieri. Adesso ti trovi ad andare al supermercato e controllare i prezzi, prendere quello che costa meno, no, questo mese lo lascio stare, lo prenderò il mese prossimo, e questo mi fa molto riflettere, dico come mai questa situazione qua. Ma come giovane, anche questo lavoro che manca o non pagato nella maniera corretta, cosa dici? Disastro Mirella, ti trovi a lavorare, va chiamata, sottopagato, devi accettare certi lavori perché i soldi li devi portare a casa, quindi devi fare dei compromessi anche tu. Anche lavorativamente vedo una situazione un po' difficile, soprattutto per i giovani. E cosa ne pensi, proprio da giovane, di questo messaggio che sta arrivando da certa politica, che io trovo veramente terribile? Astenetevi, non andate a votare. Intanto dobbiamo capire che dobbiamo anzi andare a votare, perché dobbiamo andare a votare. Poi allora prima ci dicono che non andiamo a votare e facciamo male, però quando qualcuno comoda che non andiamo, allora dice non andate perché cambierà le sorti del gioco. Se tutti vanno a votare, ognuno può esprimere quello che vuole, può votare sì, può votare no, può astenere, ma deve andare a votare. Questo è il messaggio. Cristian, cosa vuoi dire? Il punto è quello lì che hai appena detto tu Mirella, quindi non capisco questi politici, non faccio nomi, ma ci siamo già capiti. Facciamo nomi noi. Esatto, perché devo andare a votare quando fa comodo alla politica, devo andare a votare quando non fa più comodo, mi devo ostinare. È un diritto e prima di essere un diritto è un dovere. Quindi al di là di come votiamo, veramente è un dovere, è l'unico mezzo che abbiamo
per poter dire la nostra anche su questo pezzo del referendum. Forse se ne è parlato anche troppo poco. Sento tante persone che non sanno bene cosa, però quella è responsabilità nostra, ma è nostro dovere andare, e non ascoltiamo quelle voci che ci dicono di stare zitti. Non stiamo zitti, dobbiamo votare, dobbiamo dire la nostra. Nel bene e nel male, bene e ognuno nel fa male. le proprie riflessioni, però bisogna andare a votare, perché è un dovere che dobbiamo avere, perché è inutile che ci lamentiamo, ma il 50% non va a votare. Sì, ma se arrivano sti messaggi arriveremo anche di più, perché Esatto. ci sono le fragilità che non riescono a capire, e il mio famoso Minovo combatte a chi si arrangia, perché poi esce Esatto. questo. Dopo però ci lamentiamo. E dopo ci lamentiamo. Ecco, perciò quello che veramente anche Cristian dice, capite l'importanza, ecco, di questo voto. Sentiamo cosa ne pensa anche Elisabetta, ecco, cosa ne pensi tu? Perché poi si fanno le leggi, anche perché parliamo, ma poi in base anche a queste cose si fanno le leggi, perché le leggi vanno fatte in Parlamento conforme anche l'opinione pubblica cosa dice. Prego Elisabetta. Beh, intanto mi associo a quello che avete detto. È scandaloso che chi ci rappresenta non voglia sapere cosa vogliono i rappresentati. Cioè, noi andiamo a votare, possiamo votare come avete detto sì o no, quindi sarebbe doveroso per loro voler sapere che cosa è la nostra priorità e cos'è la nostra scelta, perché loro dovrebbero rappresentarci. Allora a questo punto il sospetto è che fondamentalmente in realtà vogliono fare quello che fa comodo a se stessi e non a chi li ha votati. Altrimenti che paura hanno che le persone vadano a votare? Non dovrebbero aver paura, perché le persone esprimono la loro preferenza e loro sono gli esecutori. Questo sarebbe il loro ruolo. Quindi forse si sono dimenticati di questo piccolo passaggio, perché mi viene da dire così. Dopodiché sulla partecipazione, ahimè, è sempre un grande tema, perché anche nel volontariato, anche nell'attivismo, come nel nostro caso, ci sono tante persone che si sconfortano, si scoraggiano o sono oberate da 1000 altri impegni. Già solo arrivare a fine mese, come me lo state confermando anche voi, diventa un pensiero, una preoccupazione e un'occupazione, per cui il tempo per difendersi dalle cose che non vanno, il tempo per solo informarsi non c'è più, e quindi ci si ritrova anche come attivisti ad essere sempre gli stessi in un certo senso, e a non riuscire a fare arrivare la voce a tutti quanti. Io sono sicura che se tutti venissero informati di tante cose che ad esempio noi stiamo andando a dire da tanti anni, avrebbero molte accortezze nella loro vita quotidiana, o si preoccuperebbero di cose di cui fino adesso non si sono preoccupati. Ma perché? Perché è mancata l'informazione. L'informazione tante volte non riusciamo a fargliela arrivare perché non abbiamo gli strumenti che può avere la politica, che dovrebbe essere quella che fa arrivare l'informazione. E le persone scelgono, a un certo punto devono fare una selezione per non essere subissati di 1000 messaggi e 1000 informazioni, e scelgono di non guardare, di non ascoltare, di non partecipare. E questo purtroppo diventa un autogol, perché se io cittadino non mi informo di cosa sta succedendo intorno a me, il rischio è che poi io ne pago le conseguenze. Io vado anche nelle scuole, prima avete parlato della scuola, mi è piaciuto molto, perché come attivisti, come movimento NoFAS, è da 6-7 anni che noi andiamo nelle scuole a portare un progetto per sensibilizzare e informare i ragazzi, ma adesso la cosa che stiamo facendo di più è proprio cercare di aiutare i ragazzi a sviluppare le proprie capacità di essere cittadini attivi, e anche solo il concetto di cittadinanza attiva. Glielo stiamo spiegando, gli stiamo cercando di stimolare a, intanto, prima cosa, pensare con la propria testa, documentarsi e informarsi un po' su tutto, e non prendere per oro colato niente di quello che gli viene venduto, diciamo così, dai media, quelli
mainstream, no? Li chiamano, cioè quelli principali, che ti danno un assaggino di qualcosa. A volte su certi argomenti non danno mai l'assaggino, perché io lo ripeto ogni volta, Mirella ci lascia spazio e fa parlare le mamme no fuss, ma non sono mica tante le televisioni né locali e neanche nazionali che parlano di questo argomento. Quindi torniamo sempre lì, purtroppo l'informazione... Perché date fastidio quando parlate, perché voi parlate di salute pubblica, parlate di comunità che sta facendo rete per fermare questo disastro nel vero senso della parola, perché è un disastro non solo a livello nazionale ma a livello mondiale, capite bene che fanno fatica. Allora Cristian, cosa vuoi dire? Vediamo anche le foto di questo emporio solidale, quello che ha detto anche Elisabetta, quello che ha detto il volontario che collabora con te, questa difficoltà anche a reperire, ecco, questi alimentari, però tutti i giorni buttiamo via tonnellate, ancora non ne veniamo fuori, le aziende perché hanno paura, perché poi se mangiano e stanno male, ecco, la mia azienda subisce dei danni incredibili. Cosa vuoi dire? Lì ritornerei a un fatto di comunicazione. A volte le aziende non hanno ben chiara la normativa nazionale, quindi sta a noi spiegarla e rassicurarli su questo. Ecco, sentire ancora catene di supermercati, delle GDO, della grande distribuzione, che ancora merce viene buttata, che penso che tutti i telespettatori che ci ascoltano oggi pensano che tutta la merce dei supermercati venga recuperata, visto che dal 2016 c'è una legge nazionale che consente il recupero. Ad oggi non è così. Ancora ad oggi, per scelte aziendali, alcune catene prendono e fanno prima buttare. Ecco, è una cosa che non si può sentire al giorno d'oggi, con tutta l'esigenza che c'è, tutto il discorso ambientale che ci sta attorno, tutto il discorso sulla CO2, insomma un insieme di cose. Ecco, lì sarebbe da fare informazione veramente, perché ecco, su questo dobbiamo fare anche un po' un mea culpa, perché stiamo zitti anche per paura, perché non si sa mai, dopo l'altro si ritorce contro, tutte queste cose qua. Ma veramente catene a livello nazionale che ancora buttano, e quindi questo veramente non si può più vedere. Rimandiamo le immagini anche delle foto che ha mandato Cristian Sassaro. Ecco, noi vediamo all'interno anche di questi empori solidali molte persone diversamente giovani. Facciamo fatica ad avere i giovani anche nel mondo del volontariato, poi sentiamo anche il volontario cosa ne pensa e come mai dopo tanti anni di scuola che andiamo nelle classi non riusciamo a avere questi giovani. Forse non riusciamo a intrigarli nella maniera giusta, andiamo là, invece dovrebbero essere loro che vengono a vedere cos'è il volontariato. Prego Cristian. Sì e no, nel senso che abbiamo un servizio che comunque noi facciamo nei giorni feriali, quindi i giovani fanno fatica a venire tra la scuola e lo studio, quindi lì è difficile reperirli. Però almeno per il caso nostro ci sono fine settimana, oppure nel servizio, possiamo un po' dire scout, piuttosto che salesiani, piuttosto che il servizio civile, qui ci sono. Certo che il servizio che noi offriamo, per come è composto, nell'arco delle mattinate, pomeriggi dei giorni feriali, difficilmente possono avere del tempo. E qui i giovani rispondono. Ovvio che il giovane risponde, non è più come una volta che dai vieni perché ti faccio vedere la persona che... No, lui risponde a spot. Vieni con me a fare la colletta alimentare? Sì. Il giovane c'è. Ti prendi un impegno tutto l'anno per fare il servizio? No. Quindi il giovane lo agganciamo con interventi a spot. A domanda secca, risposta secca. Vieni quel sabato a fare la colletta? Vieni? Sì. Giovani ci sono. Però per fare quell'esperienza è cambiato il modo che eravamo abituati un tempo, no? Quindi mi prendo un impegno e lo porto avanti finché scassa il cielo e lo porto avanti. No, questo non c'è più. O c'è minima parte, oppure in alcuni gruppi di giovani, ma molto legati al discorso delle parrocchie. Gli altri giovani bisogna agganciarli, è proprio un aggancio, un lavoro continuo da fare, no? Quindi li devo... Seminari. E li devo incuriosire. Esatto. Forza di incuriosire, questo funziona. Intrigare, dammi un gioco che mi intriga, io ci sono, ecco, non mi dai quello che mi intriga, faccio non ci anche sono. mia colpa, ho fatto un incontro anche sabato scorso con delle Caritas dei vicariati, è sempre il solito tema, non c'è ricambio, siamo sempre gli stessi, e io a domanda rispondo con una domanda: ma tu lasci lo spazio ai giovani?
lasci spazio a qualcuno o devi far vedere che tu sei più bravo, che hai 40 anni, che fai sta cosa, che funziona come dico io? No, questo ci dobbiamo chiedere, lasci lo spazio agli altri. Di decidere? Esatto. Virgilio da Bassano, ciao Virgilio. Sì, grazie. No, allora è stata una risposta sulla naia fa bene o male. Basta? Allora basta, non sento più Virgilio. Allora sentiamo il volontario. La naia fa bene o male? Cosa ne pensi? Beh, io non l'ho fatta, però secondo me farebbe bene che ritornasse, almeno per insegnare un po' di educazione a questi giovani, come anche solo alzarsi la mattina, rifare il letto. Secondo me andrebbe inserita nuovamente, anche senza l'utilizzo di armi così, ma solo per imparare l'educazione, il rispetto dei superiori. Tante volte vai in giro, vedi proprio che i più giovani di me non hanno più rispetto neanche degli insegnanti, degli anziani. Secondo me servirebbe. Cristian? Allora, io l'ho fatta, sono stato l'ultimo e mi è servito tantissimo, penso che la rifarei domani. È stato uno degli anni più belli, dipende sempre come prendi le cose, no? A me è servita tantissimo, vedo la differenza enorme tra me ed altre persone che non l'hanno fatta. Probabilmente è quell'anno di sgancio dal nido, ecco, quindi in qualche modo al di là del discorso militare, non militare, ma proprio un discorso di sgancio dal nido, dalla famiglia. È comunque un'esperienza che ha servito, ti insegna non tanto il discorso di superiori, ma il discorso di ruoli. In qualsiasi ambito lavorativo, rispetto per il ruolo, rispetto per la persona. Questo, da quel punto di vista lì, a me ha insegnato tanto. Senti Cristian, lo dico anche a Elisabetta e anche ai volontari, mi piace adoperare sta nome perché si sente poco, cioè questo volontario che invece c'è sempre in qualsiasi momento. Ho appena rifatto le maglie, le felpe per i volontari. Cosa hai scritto? Un volontario grande così, dietro. Grande, che vado d'accordo con Cristian, anche se ci vediamo poco, volontario. I volontari, mettiamo staff, no, tu non sei pagato, sei un volontario, il volontario va valorizzato. Dietro la schiena c'è un coso enorme, è stato volontario, anche per rispetto le persone sanno che siamo lì gratuitamente. Ecco, quasi tutti, anche quelli che a casa invece pensano che siamo anche pagati, che delle volte arrivano, perché non c'è chiarezza. Bisognerebbe che spiegassero che c'è una protezione civile pagata e una protezione civile che fa il volontario, perché se tutti non spiegano chi sono, cosa fanno, se è un volontariato, proprio volontariato, o se è una cooperativa, bisogna spiegare perché la gente non lo sa. Ecco, quanto importante è capire cos'è il volontario, cosa fa il volontariato, quello vero, quello che è in prima linea, ed è stato dimostrato, mi sembra, durante la pandemia. Noi non abbiamo mai chiuso, anzi abbiamo rischiato la vita perché andavamo nelle case a cercare di portare quei beni di prima necessità che altrimenti non sarebbero arrivati, specialmente alle fragilità. Poi siamo stati ripagati in questa maniera. Cosa dici? Tu volontario. Oddio, informare su cosa fa il volontario è importante, anche e soprattutto se vogliamo poi comunicarlo ai giovani e attirarli, perché la mancanza di giovani è un problema che si dilaga sia nel reparto comunale, parrocchiale, nel volontariato, quindi è importante già il fatto che uno pensa che il volontario venga pagato per fare un servizio, già si capisce che l'informazione è scarsa, quindi non funziona. Bisogna iniziare, per quello vi invito anche per parlare di per far capire chi sono i volontari che ci sono e non sono retribuiti, ma soprattutto quello che io vorrei capire per rispondere anche a Virgilio. È vero che qualcuno è favorevole, qualcuno è contrario alla naia, però io penso che dovremmo iniziare a fare educazione civica fin dall'asilo. Educazione civica vuol dire rispetto di te stesso, degli altri, imparare ad avere, come diceva giustamente Cristian, ci sono vari susseguirsi nella vita man mano che cresci, che devi rispettare, che devi capire i valori, l'etica. Ecco, Elisabetta, però mi sembra che lo facciamo poco. Può essere fatto anche con lo sport, ma lo sport si inizia a fare dalla quinta elementare, oppure devi trovare qualche maestra poveretta che veramente capisce l'importanza, tanto è vero che abbiamo una obesità
tossicità che dilaga, i pediatri sono molto preoccupati di questo, ma soprattutto capire che tutti quanti dobbiamo fare squadra e muoverci, non possiamo aspettare sempre, ma abbiamo bisogno anche di professionisti, cioè negli asili non devono essere queste maestre che devono fare il loro ruolo, dovrebbero essere altre persone che riescono a far capire a questo bambino l'importanza di mangiare, di bere, di muoversi, di studiare, di essere rispettoso. Cosa ne pensi, Elisabetta, per arrivare poi a essere un buon attivista? Prego. Sì, sono perfettamente d'accordo. Infatti nel progetto di cui vi parlavo, che è un progetto che secondo me è veramente fantastico, nelle scuole noi andiamo con medici, con geologi, con dei professionisti, perché è vero che ci vogliono gli attivisti che magari dedicano volontariamente, quindi come volontariato, il proprio tempo per tutta la parte organizzativa, ma poi ai ragazzi bisogna portare dei professionisti che spieghino in dettaglio tutti gli aspetti. E questo, vabbè, noi lo facciamo nell'ambito dei PFAS, ma poi chiaramente si può riportare in qualsiasi settore. Una cosa che mi piace anche sottolineare rispetto a quello che avete detto prima, quando io parlo con i ragazzi, dico sempre, ma voi sapete cos'è la cittadinanza attiva? E normalmente loro o non hanno idea di cosa significhi, oppure hanno una vaga idea e la classificano solo come un partecipare a manifestazioni, no? In realtà io penso che sia una di quelle cose, come penso anche il volontariato, di cui se non c'è un'esperienza diretta e non c'è qualcuno che gli dà un esempio, loro non riescono a farsi un'idea e la immaginano una cosa più grande, più impegnativa e più complicata di quello che è. Perciò alla fine rinunciano a priori, perché sembra una cosa troppo lontana, troppo difficile, un impegno troppo grande. Perciò io veramente tante volte con loro dico: ragazzi, ma è cittadinanza attiva anche se voi andate dai vostri amici oggi pomeriggio e spiegate a loro quello che oggi è stato detto qua, quello che avete imparato rispetto ai FAS, perché comunque portare l'informazione agli altri è cittadinanza attiva. Ci sono tanti modi, non è che uno deve per forza scendere in piazza perché altrimenti non fa cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva per me è anche se io, quando vado al mercato dai produttori, chiedo: ma tu, i tuoi prodotti da dove vengono, con che acqua vengono irrigati, perché comunque purtroppo poi i veleni ce li mangiamo, se no. E quindi far capire a tutti gli attori di questo sistema che questo argomento è importante e che tutti dobbiamo prendercene carico, non solo qualcuno. Ecco, questa cosa di cittadinanza attiva, che poi è strettamente correlata con il volontariato, perché devi avere a cuore il pianeta, il creato, fondamentalmente. Allora andiamo a sentire anche cosa allora, è successo. Se tutti ce l'abbiamo a cuore, Elisabetta, devo correre, fuori... se no non ce la faccio a mandare i servizi. Questo calcio, ossa, PFAS, andiamo a Padova, poi commentiamo. Viene dal mondo della scienza una ricerca che dimostra un ulteriore collegamento tra i PFAS e la salute. Lo studio, condotto da ricercatori dell'Università di Padova e dall'ospedale di Vicenza, mette in luce come l'esposizione prolungata ai PFAS possa alterare il metabolismo delle ossa, modificando il livello di calcio. Pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale Chemosphere, lo studio ha coinvolto 1174 adulti provenienti dalla provincia di Vicenza. Per la prima volta è stato dimostrato che il PFAS, e in particolare il PFOA, riesce a modificare l'equilibrio del calcio nel sangue. Lo studio nasce dall'osservazione che coloro che sono a contatto con queste sostanze chimiche hanno frequentemente disordini dello scheletro che si manifestano con osteoporosi. Noi l'abbiamo riscontrato nei giovani che vivono in zone inquinate ancora nel 2021. I ricercatori hanno misurato i livelli di PFAS, calcio e vitamina D nel sangue di 655 uomini e 519 donne di età tra i 20 e i 69 anni di un'area specifica. I risultati sono arrivati dopo 4 anni di lavoro. Questo fenomeno della struttura ossea che viene in qualche modo intaccata dai PFAS si verifica già durante lo sviluppo puberale, ma
ancor prima anche nei primi mesi di vita. L'osteoporosi è una patologia dell'anziano, una patologia del vecchio, per cui è una patologia che nel giovane stona, perché lo mette a rischio di eventuali fratture che non vengono riconosciute ancora come associate a questa patogenesi, a questo fenomeno. Il fenomeno va studiato con attenzione perché può intaccare, secondo lo studio, il rene, il fegato, le arterie. Più che curare gli effetti, insomma, bisogna andare a monte e abbassare il livello di queste sostanze nel sangue. Dalla sede di Mestre, la CGIL del Veneto esulta per una sentenza che viene definita storica e che secondo il sindacato mette un punto fermo sul tema dei danni alla salute dei lavoratori provocati dall'esposizione al PFAS. Il Tribunale di Vicenza ha infatti accertato la natura professionale della malattia che provocò il decesso di un ex dipendente della Miteni, condannando l'INAIL a erogare le prestazioni dovute. La vedova aspetterà la rendita ai superstiti, che è calcolata nella misura del 50% con riferimento alle retribuzioni massimale del settore industria dal gennaio 2014. Il patronato in CGIL ha assistito i familiari dell'ex lavoratore impegnato nel sito produttivo dal 79 al 92 e deceduto nel 2014 a causa di un carcinoma uroteliale. Inoltrata nel 2019, la domanda di riconoscimento della malattia professionale era stata respinta dall'INAIL. Pasqualino Zener era dipendente della Miteni, si occupava del reparto depurazione e quindi i suoi compiti erano quelli della pulizia, dello smaltimento dei reflui di produzione. La figlia racconta, perché questo lui spiegava e raccontava, che insaccava i fanghi, infustava i fanghi e lavorava adiacente ai reparti di produzione di FOA, FOS e degli altri FAS. La sentenza è di primo grado e pur nella sua importanza rappresenta solo un primo capitolo. Ci sono infatti altre denunce pendenti e pratiche di riconoscimento ancora aperte con l'INAIL, ma per la CGIL ci si trova comunque di fronte ad un passaggio fondamentale per la tutela e il riconoscimento dell'eventuale danno subito anche da altri lavoratori esposti a queste sostanze senza il rispetto delle norme di sicurezza e senza adeguati dispositivi di protezione. Ci sono aziende che l'utilizzano nelle lavorazioni, di sicuro può aiutare nel sensibilizzare alla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono in contatto, che devono venire in contatto con queste sostanze anche in altre produzioni. Allora, Cristian Sasso, tu sei un giovane uomo, cosa ne pensi di questa sentenza, di questi lavoratori molto a rischio che non sanno neppure il pericolo di svolgere il loro lavoro? Prego. No, probabilmente loro, immagino, non sapessero minimamente quale fosse il pericolo a cui erano esposti. Spero non lo sapessero anche gli altri con un ruolo superiore, ma su questo ho qualche dubbio. Quindi a volte siamo esposti a dei pericoli e non ne siamo coscienti. Questa è forse la cosa più grave in assoluto. Le responsabilità lì sono tante e penso che immagino che spero che i responsabili saltino fuori, soprattutto se questi sapevano, e secondo me sapevano. Oddio, ci sono molti indagati, molti nomi che si sanno, però la giustizia ha tempi veramente qui in Italia eterni, specialmente se hai buoni avvocati, hai fori importanti, se poi arrivi alla prescrizione, se cancella tutto e vai. Tu come volontario come commenti quello che hai sentito? Sei un giovane uomo anche tu, lavorare in sicurezza, sapere dove ti trovi, cosa maneggi, cosa fai, dovrebbe essere fondamentale. Esatto, adesso in merito alle sostanze di cui si parlava nel servizio non sono proprio informato, però penso che di malattie già ne abbiamo a sé, quindi se con qualche attenzione in più, con qualche intervento riusciamo a evitare di aggiungere nel pacchetto, credo sia una cosa importante. Sicurezza sul lavoro è sempre stato un problema, anche sull'utilizzo di dispositivi di sicurezza, perché rallentano la produzione, però quando succede l'infortunio è troppo tardi dopo. Però anche tu vivi una zona rossa, chiamiamola così, nel senso di queste sostanze che si trovano nell'acqua e nei terreni. Come mai non siete così informati? Cioè, una cosa che avete sentito meno? Cosa vuoi dire? Visto che hai anche Elisabetta che con queste Personalmente famiglie... io non sapevo niente, cioè l'ho sentito adesso nel servizio, non so neanche di che sostanze siano queste che del servizio. Elisabetta cosa sta dicendo? È la prima volta che sento, ecco. Prego Elisabetta.
Questa è proprio la mancanza di informazione che non è arrivata dalla parte delle istituzioni, ma era voluta, insomma, lo sappiamo, non è casuale che i cittadini non conoscano ancora questo problema, sebbene siamo il caso di contaminazione da queste sostanze più grosso d'Europa e forse anche del mondo. Però qui torniamo sempre al problema dell'informazione mancata, no? Il non volere che le persone sappiano. La scusa è stata non allarmarle. In realtà sappiamo benissimo che la scusa copre gli interessi economici di tanti altri. Però vorrei fare una piccola osservazione rispetto all'ultima parola del servizio che avete mandato in onda, in cui dicevano che era importante abbassare i livelli nel sangue di queste sostanze. Ora, se sono sostanze che non si scindono e che le chiamano forever chemicals, che in inglese vuol dire sostanze chimiche per sempre, allora di queste sostanze abbiamo già capito che non riusciamo a liberarci. Dobbiamo abbassare il livello. Non ci sono tante strade, perché qui la strada è una sola, smettere di usarle. Non ci sono altre strade. E per quelle che sono già nell'ambiente, purtroppo la Miteni, anche se è un'azienda fallita, anche se è un'azienda che è stata smontata, e poi su questo forse vi posso raccontare, se ho tempo, un'altra cosa, purtroppo continua a inquinare, perché sottoterra sono stati stivati tutti quei fusti che vedete nei servizi televisivi. Quel povero operaio stivava i fanghi di scarto della produzione, che erano altamente contaminanti e che sono ancora lì, che quando l'acqua piove e l'acqua della falda si alza, vengono ripescati e riportati in circolo. Noi, se non ci sarà una bonifica, non ce ne libereremo mai. Ma perché Elisabetta non arriva questa bonifica? Qual è il problema di bonificare, Elisabetta? I soldi. È difficile la bonifica, abbiamo capito che non sanno neanche da che parte si comincia, però stanno spendendo tanti soldi per far fare progetti a qualcuno, ci dicono che ci stanno pensando, ma di fatto è praticamente ancora una chimera. La bonifica, se non avverrà, non avremo mai più un'acqua, che è la falda, ricordo che comunque è la seconda falda più grande d'Europa, è una falda di ricarica del nostro territorio che è grande quasi come il lago di Garda, quindi non è una piccola falda. E non avremo mai più dell'acqua pulita che viene da questa falda se non facciamo una bonifica fatta bene. Sono sostanze chimiche che non si riescono a scindere, a ripulire, a eliminare in qualche maniera, almeno fino adesso non siamo stati in grado, pur essendo che in tutto il mondo lo stanno studiando e stanno cercando dei modi, ma è veramente difficile. Quindi mi sembra veramente assurdo che ancora la politica si faccia soggiogare dalle lobby della chimica e non decida uno stop dalla produzione. Ci sono degli usi necessari che possono essere di sopravvivenza nell'ambito delle medicine, delle protesi, e quelli si potrebbero mantenere, ma sono veramente una tale infinitesima percentuale rispetto a tutti i FAS che vengono utilizzati nelle produzioni di tutti gli ambiti, quando ci sono già delle sostituzioni possibili, ma non economicamente così vantaggiose. Allora andiamo Quindi a vedere questo siamo a questo servizio, livello, ma no? meno FAS, andiamo a sentire, poi commentiamo. Andiamo a Vicenza. Una battaglia di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che portano avanti da anni le mamme no FAS, parte civile nel processo Miteni, presenti ad ogni udienza, che ora, a prescindere dall'esito del processo in corso, la cui sentenza è prevista per la tarda primavera, tornano a chiedere che la politica intervenga in materia. Noi siamo qua per sostenere i nostri avvocati e a rappresentare un po' tutti i cittadini che sono stati coinvolti in questo grave fatto di inquinamento. È ovvio che quello che chiediamo noi in questo momento, oltre a una sentenza esemplare per quanto riguarda il processo, è che finalmente in Italia ci sia una legge che possa vietare la produzione e il consumo di queste sostanze inquinanti. Ovviamente ormai quello che è stato fatto, però il nostro fine ultimo in questo momento è quello di arrivare a una legge italiana. Servono delle leggi più stringenti, l'Italia è il paese più inquinato al mondo e non ha ancora emesso nessuna legge che vieti la produzione dei FAS, per cui queste cose devono essere fatte il più presto possibile.
Allora, Cristian Sassero, abbiamo sentito questi temi così delicati ma importanti da toccare, da capire, da esporre. Avete sentito questo ragazzo che ha detto: io neppure conoscevo questa storia, vive a Vicenza, non è che vive a Honolulu, perché appunto c'è un'informazione che dovrebbe arrivare, che non arriva, anche dove dovrebbe essere obbligata. Cristian, cosa dici? Cosa vuoi dire a Elisabetta? Guarda, io conoscevo la storia di FAS, anche perché è proprio vicino, è la vallata di fianco, quindi conoscevo abbastanza bene. La cosa che sconvolge di più è il fatto che si continuano ad usare, questa è la cosa che veramente sconvolge. Cioè, capiamo il perché, ma non ci dovremmo neanche chiedere il perché vengono ancora utilizzati. E lì ritorniamo sempre al solito discorso, che è una questione di soldi, no? Quindi capisco brave, bravissime queste ragazze, donne, mamme che si danno anche da fare, sono, esatto, famiglie. Sono ci vivono sopra, ce l'hanno tutti i giorni a fianco e non ci si rende conto a volte, no? Ecco, forse il fatto che sia poco visibile agli occhi, ecco, questo non vuol dire che non sia presente. Ma questo discorso dei soldi, del guadagnare sulla salute altrui, veramente ci dovremmo ribellare tutti, ecco. Invece siamo talmente abituati a queste notizie, no? Che non ci facciamo più caso. E la guerra, e questo, siamo abituati anche alla notizia di 8 no? milioni di poveri, che se non sfamiamo noi nessuno sfama, nessuno lo dice. Questa è la cosa che più mi sconvolge, che posso capire che magari una volta non si sapeva. Adesso sappiamo, eppure è come che non sapessimo. Questa è la cosa che ci deve porre qualche domanda. Ma ci pone... a noi stessi. Sì, ma ci pone anche la domanda, quello che stai dicendo, anche perché sono nati così tanti banchi alimentari, e se non ci fossero dovremmo inventarli, parrocchie, banchi, per dare un supporto a quelle famiglie che non ce la fanno, a dare almeno l'ABC. E capisci che ci sono tante cose che ci legano tutti assieme, che cerchiamo veramente di migliorare, ma dando dei supporti reali, non parole, non chiacchiere, non convegni. Noi siamo sul pezzo, diamo, aiutiamo. Prego, Cristian. Vediamo anche le foto, così vediamo. Che non ho mai un video di Cristian, non so il perché, ma di Cristian i video non so. Perché siamo riservati. Sono riservati. Ci piace di fare. Cosa stiamo vedendo, Cristian? No, ma sono alcune volontarie che vedete che all'interno è proprio un negozio a tutti gli effetti. Tante volte io dico è meglio di un supermercato, meglio, è più... Guardate. La cosa nostra, abbiamo sempre detto che deve essere dignitoso, quindi la dignità della persona. La prima cosa che abbiamo voluto negli empori solidari è stata la radio, la musica, no? Provate a fare la spesa senza musica, è deprimente, no? È perché io che me lo posso permettere faccio la spesa, la musica, no? E invece le altre persone non la possono avere, la devono, questa è proprio la cassa, cassa per modo di dire, perché soldi non ne girano, è tutto regalato, però soldi proprio nei banchi alimentari, guarda. Diciamo che questa è una cassa neanche cambiarli. È una cassa a debito, ci rimettiamo, comunque lo facciamo volentieri. Ecco, vedete proprio la dignità, che sia tutto in ordine, tutto a posto. Pulito, ordine. Esatto, io ho due cose che stiamo facendo in Emporio, forse può essere spunto anche a voi. Ma la prima cosa che spero che dall'anno prossimo, col discorso degli ambiti che prenderanno sempre più vigore in regione, ci sia un collegamento sempre più vicino, più in sintonia con gli ambiti sociali. Ecco, noi stiamo lavorando con il nostro ambito, appunto per questo, per lavorare assieme, ritorniamo sempre nel lavorare assieme, no? Ma appunto perché l'Emporio, non solo il nostro, ma tutti gli empori d'evento fanno un grossissimo lavoro e vanno valorizzati. Questa è una foto che mi piace tanto, perché è volontario, sì, ma il volontario deve anche pulire. A volte tutti vogliono fare questo, deve anche pulire. No? Cioè il volontario fa tutto. Esatto. Vero, sentiamo questo volontario, il volontario fa tutto? Deve fare tutto. Qualsiasi compito, dalla A alla Z, essere versatile, dinamico. E vediamo diversamente giovani, sì. Anche, vero? Sì, questo è proprio nei giorni feriali che dicevamo prima, quindi diventa il fatto di avere la frutta e verdura come supermercato, e qui stanno esponendo frutta e verdura. Ecco, una cosa che stiamo facendo, perché purtroppo collegandoci al servizio di prima, che l'unica cosa che capiamo sono i soldi. Adesso, ecco, penso che ormai i tuoi telespettatori sanno come funzionano gli empori, perché qui stanno selezionando i latticini che arrivano dai supermercati, guardano le scadenze, insomma vengono... L'unica cosa che si capisce
sono i soldi, no? Appunto gli empori ragionano per punti, quindi pasta 10 punti, riso 20 punti, no? Quindi la dignità di fare la spesa in autonomia. Ma abbiamo visto che quando andiamo a dare dei ritorni ai comuni, ecco, noi lavoriamo attualmente con 13 comuni direttamente e 120 associazioni che vengono da noi tutte le settimane. Abbiamo quasi 700 famiglie attualmente. Sentite? L'unica cosa che si capisce sono i soldi. Perché dico questo? Guarda. Dico questo perché quando sia per i comuni sia per gli assistiti a volte noi diamo tanto da mangiare, tanto aiuto, ma questo non viene valorizzato. Quando io vado in comune e dico, caro comune, guarda che per i tuoi cittadini abbiamo dato, l'anno scorso noi abbiamo recuperato 2.200.000 kg di cibo, sono 22.000 quintali, no? 700 famiglie, tutta questa cosa, tutto bello, tutto no. Dopo alla fine la gente di questo non gliene frega niente, ma perché non si capisce, non riusciamo neanche a visualizzare cosa vuol dire questo. Cioè se io ti dico 22.000 quintali di merce, ok, tanta roba, ma non li visualizzo. Allora cosa abbiamo iniziato a fare? E la stessa cosa anche per l'assistito, quindi per la persona che ha bisogno, viene a fare la spesa, a volte quello che prende ha tanta roba, tante cose da mangiare, ma non ha la concezione di quello dell'aiuto che noi abbiamo dato. Perché se ti pago la bolletta capisci che ti ho pagato 100 euro di bolletta, se ti faccio 2 carrelli di spesa piena non valorizzi cosa ti ho dato. E quindi adesso all'interno degli empori stiamo risistemando di fianco ai punteggi metteremo anche un valore indicativo del prodotto, in modo che quando arrivano in cassa, oltre a scalare i punteggi della tessera, sanno il valore economico della spesa che hanno portato. E la stessa cosa ai comuni. Cara amministrazione, sul territorio, noi come Emporio, quest'anno abbiamo dato 300.000 euro di cibo. Questo è una cosa che si capisce. Il chilogrammo, il numero di famiglie che hanno bisogno, purtroppo l'unica cosa che si capisce sono i soldi. Questo poi ci aiuta sia per l'assistito a renderlo più consapevole, sia le amministrazioni. Sì, però vedi, è una questione di sensibilità. Io non devo dire in chilo o in soldi, tu devi capire quello che faccio, che è un volontariato puro che veramente dà immediatamente risposta all'esigenza che è quella della fame, della sete, del vestire, di essere ascoltato, perché non dimentichiamo che abbiamo anche l'ascolto, cioè tutte queste cose, ma ti posso assicurare che non gliene frega più di tanto. Puoi fare numeri finché vuoi, ma se non abbiamo l'amministratore sensibile a questo, che capisce e valorizza questo volontario, non andiamo da nessuna parte. Claudio, veloce Claudio. Sì, no, volevo, per quanto riguarda i PFAS, si potrebbe fare una barriera sopra gli amiteni, no? Con le trivelle, pallinare, in modo che l'acqua della falda faccia il giro, insomma, non crei pressione sotto gli amiteni. Almeno quello lo potrebbero fare, e siccome bisogna raggiungere un centinaio di metri minimo, penso che una cosa così sarebbe già fattibile, mancano solo molti soldi. Buona giornata. Grazie Claudio, andiamo a vedere anche San Michele e PFAS, andiamo proprio, sentiamo, poi commentiamo con Elisabetta. La preoccupazione dei residenti torna a fuoriuscire ed espandersi dall'ormai tristemente famoso tubo di scarico dell'acqua di Via Morelli a San Michele, finito agli onori della cronaca per la questione PFAS. Eh già, perché da alcuni giorni quel tubo scarica acqua gialla e schiumosa in un fossato ed è subito scattata l'allerta di chi vive in quartiere, ma non solo. Il comitato ha immediatamente avvisato l'amministrazione, che a sua volta è intervenuta attivando ARPAV e gli uffici per i controlli previsti. Ma è proprio su questo aspetto che il comitato di quartiere chiede maggior trasparenza e condivisione, perché l'amministrazione aveva annunciato a suo tempo che ARPAV sarebbe intervenuta con monitoraggi periodici e sistematici in quel punto di prelievo, controlli su cui ad oggi si sa poco
o nulla. Noi siamo in attesa appunto di avere notizie su questi controlli trimestrali, perché dall'ultima verifica effettuata e dalle ultime analisi che ci sono state, che ho visto anch'io insomma al tavolo con ARPAV, ETRA e tutti gli altri enti, non abbiamo più avuto notizie, sicché quello che mi sento di dire come consiglio di quartiere, per assicurare anche la gente che chiama veramente ogni minuto preoccupata e in cerca di risposte, è di avere appunto questi monitoraggi. Insomma, il sindaco si era espresso dicendo che appunto si impegnava a fare questi monitoraggi trimestrali, e al momento non abbiamo evidenza di questa cosa. Anche l'opposizione insorge e chiede a gran voce al sindaco e alla maggioranza di dare risposte precise su una questione che necessita di chiarimenti. È normale che i cittadini si rivolgano all'istituzione per avere delle risposte che tra l'altro erano state in qualche maniera promesse ancora in autunno, a settembre. Ci avevano detto che il lavoro della commissione tecnica avrebbe attuato un monitoraggio frequente, cosa che ci risulta non essere avvenuta. È già stato certificato essere un punto contaminato da PFAS. Vogliamo essere certi che le analisi scongiurino questa cosa, o comunque ci dicano com'è la situazione oggi, cioè a che livello siamo con l'inquinamento, che era quello che dovevano fare e che ad oggi non è stato fatto. Allora Elisabetta, come ci saluti? Cosa vuoi dire? Con quale messaggio dopo aver visto questi servizi? Prego. Beh, allora, questa situazione di San Michele non è la prima volta che si verifica, il punto è sempre lo stesso secondo me, e cioè se si vuole veramente andare a vedere qual è la fonte contaminante. Se non vogliamo saperlo perché andiamo a scomodare qualcuno, allora stiamo a monitorare se ci sono oppure no. Invece qua bisogna andare a vedere da dove sono partiti e smettere di farli andare nell'ambiente. Questa è l'unica soluzione veramente logica se si vuole veramente affrontare il problema. Però vorrei lasciarvi e salutarvi e ringraziarvi però con un messaggio positivo. E mi è venuto in mente proprio ascoltando anche gli interventi degli altri ospiti presenti lì in studio, perché abbiamo parlato del prendersi l'impegno, del fare i volontari e del fare gli attivisti, che è comunque un impegno, la costanza, eccetera, eccetera. Però vorrei sottolineare che in queste esperienze c'è una grande ricchezza in realtà, almeno per quello che mi riguarda, io posso dirlo. Per la mia esperienza è proprio il fatto di avere creato dei legami a livello umano, ci si arricchisce molto perché si entra in contatto con una bella umanità. Una bella parte di umanità, e secondo me questo è la cosa, il valore che noi dobbiamo dare anche per far capire ai giovani proprio che non è solo fatica e sacrificio o anche notizie brutte, ma è proprio trovarsi tra simili insieme e fare veramente anche stringere delle bellissime amicizie, conoscersi anche con persone che la pensano al nostro stesso modo e che ci fanno sentire magari meno soli in un mondo in cui sembra che non interessino a nessuno certi temi. In realtà interessano, e se stiamo insieme questo ci fa stare meglio. Grazie, ecco, questo è il messaggio che mi Elisabetta, piacerebbe lasciare. Devo correre, grazie di essere stata con noi, salutami tutti quanti voi, un grande abbraccio a tutte le mamme, no PFAS, ma ci sono anche uomini, papà, ragazzi, perciò un grande abbraccio e sapete che io ci sarò sempre per voi quando volete. Grazie Mirella. Grazie veramente. Grazie. Allora sentiamo Cristian con quale saluto, vediamo anche le foto delle locandine, prego Cristian, cosa vuoi dire, come ci saluti? Mi ricollego a quello che ha detto Elisabetta, che è proprio vero, cioè, tante volte noi diciamo devi fare volontariato, faccio volontariato, no, faccio volontariato per gli altri. Guarda, è la bugia più grande che possiamo dire, faccio volontariato perché sto bene io, non perché ci tengo agli altri. Non è vero, fare volontariato è un atto di egoista. Io dico sempre, io sono egoista perché io faccio volontariato perché sto bene, non vado a fare una cosa perché sto male. Quindi anche i giovani, andate a fare volontariato perché state bene. Questo che vedete adesso nel video è un evento che faremo il 6 giugno, proprio Scarti Party. Ecco, spiegheremo tutta la nostra attività e con tutti gli elementi di recupero, quindi quello che dovrebbe essere buttato, faremo una cena proprio per spiegare anche ai sindaci, ai cittadini,
i numeri, però ecco, anche il valorizzare quello che facciamo, ma lo facciamo perché stiamo bene e ci sentiamo bene a fare volontariato. Grazie Cristian, sentiamo il volontario, un saluto. Io vi ringrazio te Mirella, perché questa mattina ho imparato qualcosa di nuovo, adesso vado a casa subito ad informarmi e continuiamo nella gioia del fare del bene per gli altri. E incontrate anche queste comunità attive che veramente sono un valore aggiunto anche al mondo del volontariato. Grazie, grazie, pubblicità. Adesso vi presento un altro ospite graditissimo che è Dino Dagnotti, presidente Associazione Vittime Civili di Guerra, sezione di Treviso, per capire l'importanza di questa associazione, perché è nata, cosa vuol dire essere vittima civile di guerra. Prego, presidente Dagnotti. Buongiorno a tutti, intanto anche agli ascoltatori. Mi fa piacere essere qui per presentare la mia associazione, che di solito non è alla portata di tutti i giorni. Vediamo il logo di sfuggita intanto, ecco, Associazione Vittime Civili di Guerra, APS, Associazione di Promozione Sociale, da qualche anno. Sì, perché si cambiano i nomi continuamente, adesso siamo a qualcuno APS. Nasce nel 1943, per cui abbiamo già 82 anni come associazione, in presenza della guerra attiva in quel momento, e che già nell'83 le vittime civili di guerra erano molte, per cui questa associazione nasce a supporto di queste vittime di guerra per dare loro un aiuto sia sull'aspetto assistenziale, sia sull'aspetto anche del riconoscimento della invalidità per causa di guerra, eccetera. Per cui nasce come associazione di volontariato nel 1943, nel 1947 con un decreto del capo provvisorio dello Stato viene definita Associazione Vittime Civili di Guerra con diritto pubblico, per cui ha questa importanza di riconoscimento, che è riuscita con le sue formazioni anche provinciali. Attualmente ne abbiamo 72, però nel passato eravamo uno ogni provincia. Per fortuna, lo dico, non abbiamo incrementi perché per 80 anni l'Italia è in pace, per cui non ha per fortuna riprodotto dei nuovi soci, che peraltro l'associazione l'abbiamo aperta anche ai promotori di pace, proprio per essere aiutati a diffondere il valore della pace, della concordia, della condivisione con altre associazioni e con altri cittadini. Presidente, cosa ne pensa, nonostante una storia che voi cercate anche di far emergere di queste vittime che devono essere sostenute, di quello che sta succedendo nel mondo, queste guerre, come diceva Papa Francesco, queste guerre a pezzi, questa guerra che viene fatta in tanti posti che neppure sappiamo, conosciamo anche in questo momento quanti morti ci sono e quante vittime che rimarranno da essere supportate se ce la faranno. E questo Papa Leone XIV che sta cercando anche lui di parlare di ponti con le varie religioni per far cessare e far emergere la pace, non la parola guerra. Cosa ne pensa, Presidente? Beh, noi siamo ovviamente impegnati in toto in questo argomento, cioè per noi la pace, visto che siamo rimasti come vittime civili di guerra, anch'io. Nel 1946 la guerra era finita già da un anno abbondante e sono rimasto vittima civile di guerra, per cui la guerra non finisce proprio con lo stacco, finiti i bombardamenti, eccetera. Ci sono anche dei residuati bellici di cui l'Italia è tuttora
una grossa fornitrice, basta scavare un po' nelle città dove sono avvenuti i bombardamenti, basta visitare il Cansiglio o Monte Grappa, eccetera, laddove abbiamo avuto la guerra proprio ancora nel 1918, e anche oggi riescono a farsi emergere, a trovare circa 60.000 interventi di bonifica di questi. Ovviamente per noi la pace è il ruolo principale. Sappiamo quanto abbiamo sofferto di questi effetti collaterali avvenuti successivamente alla fine della guerra, per cui non possiamo che auspicare, invitare, promuovere il dono della pace, della concordia, della condivisione dei nostri problemi, perché si sta tanto bene in pace che non serve. Però si parlava questa mattina, Presidente, che il business, le lobby hanno superato il buonsenso, l'etica, il rispetto della persona, dell'ambiente. Pur di far soldi faccio qualsiasi cosa, e con una politica che permette anche questa, che non interviene nella maniera che dovrebbe intervenire, perché noi li eleggiamo per proteggere, per mandare avanti i paesi, non per lasciarli proprio fuori dalla porta. Dobbiamo entrare da queste porte e fare il bene. Come mai? La storia non insegna niente, non gliene frega niente, pensano di rimanere eterni qui, poi scriveranno in cimitero: qui giace il presidente più ricco del mondo, quello che ha avuto più statue nel mondo, più palazzi. Cosa servirà alla fine? Beh, per noi questo è un problema sempre attuale. Lo diciamo nei nostri congressi, lo diciamo nelle nostre riunioni provinciali, nelle assemblee che facciamo 2 volte ogni 2 anni, per cui rinnoviamo sempre a quelle autorità che ci vengono ad ascoltare quelle che sono le nostre aspirazioni. Basta guerre, basta conflitti. Dicevo qualche domenica fa a Padova, dove ero stato invitato dai colleghi di Padova per celebrare la giornata delle vittime civili che ha colpito Padova in diversi bombardamenti durante la guerra. E dicevo al reverendo che aveva fatto una riflessione sulla giornata che noi celebravamo, eccetera, dico: guardi, proprio lo spunto veniva dal conclave. Il conclave, 133 conclavisti, eccetera. Nell'arco di 24 ore, 36 ore si sono messi d'accordo, e sì che ne hanno anche loro di diatribe, conflittualità, eccetera, ma che però parlandosene, chiusi dentro. E allora anch'io ho suggerito, ho espresso questo desiderio, dico: perché non fare un conclave anche con i paesi che si stanno lottando, Ucraina, Russia, Palestina. Anche perché abbiamo i posti per farlo, perché abbiamo visto Trump e Zelensky parlarsi all'interno proprio di uno di questi posti più sacri, più suggestivi che abbiamo. E speriamo che porti bene. Che porti buono. Anche perché abbiamo un Papa, Leone XIV, anche un Papa di ascolto, ma anche io l'ho visto molto determinato su quelli che saranno i ponti da cercare di costruire e di portare avanti. Cosa dice, Presidente? Ma l'impressione è stata ottima, e visto il taglio della persona anche,
Che poi sia autorevole per studi eccetera si conosce dalla storia, da quello che possiamo leggere. Per cui anche laureato in matematica, che non fa male di sicuro, visto che i conti non tornano mai anche in Vaticano, non fa male di sicuro. Prego, Presidente. Allora sì, auspichiamo che ha messo anche la sede, mi pare, del Vaticano a disposizione per questi incontri, così speriamo bene. Speriamo bene. Senta, Presidente, qualcuno dice che bisogna far ritornare la naia, bisogna che i ragazzi ritornino a fare, ecco, questo andare negli eserciti, ma poi senti che non vogliono riarmare il paese. Allora come si fa? Perché quelli che dicono devono riarmare il paese sono quelli che dicono ma bisogna rifare la naia. Allora se vogliono anche farci capire com'è la storia, perché questa confusione che regna sovrana su tutto e dappertutto crea molti problemi alla fragilità, e le fragilità sono le vittime a 360 gradi. Cosa dice, Presidente? Ma la naia, io porto l'impressione di un ragazzo adulto parecchio adesso, no? Però mi dice: a me la naia ha insegnato a vivere tra la gente, e questo dovrebbe essere un momentino lo scopo, non quello di abituarli che la naia serve per sparare, serve anche per dare un indirizzo sulla vita, il rispetto dell'altro, l'obbedienza, osservare la legislazione, pur essendo qualche volta limitativa, eccetera, perché è dentro questo canale del rispetto, del trovarsi, del parlarsi, eccetera, che si riesce un momentino a vivere meglio, almeno da parte mia. Ma non è che forse dobbiamo abbinare prima la parola educazione civica, poi magari anche protezione civile, perché sono queste le parole che dovrebbero essere insegnate già dall'asilo: il rispetto della persona, il rispetto di quello che mangi, il rispetto dell'ambiente, perché noi condanniamo, ma gli esempi che abbiamo e che vengono dai grandi potenti della terra non sono proprio quelli che vorremmo andare incontro. Certo. Noi non vogliamo che la persona decida di morire, decida di fare quello che vuole della sua vita, ma decidiamo che facciamo la guerra di colpire gli ospedali, colpire i palazzi, di far morire tutti. Sì. Ecco, allora vorrei anche capire, ecco, questa protezione da che pulpito viene la predica, Presidente? Ripeto che l'educazione, il buon vivere nasce dalla famiglia. Ovviamente ci sono dei limiti anche della famiglia, però ci sono dei limiti anche nelle scuole. Per esempio, ogni tanto si sente questo tipo di suggerimento, di istruzione, lo dovrebbe fare la scuola. Anche noi andiamo nella scuola, col permesso del Ministero dell'Istruzione e dell'Università, con un protocollo d'intesa rinnovato, peraltro che è triennale, ma rinnovato recentemente, per parlare di guerra, no? Per parlare di pace, per far vedere e far conoscere quali sono. Abbiamo un progetto Conoscere per riconoscere, assieme a una persona specialista che conosce le bombe e quanto è, per raccontare ai ragazzi come sono, cosa fare. Vede questi ragazzi quando li incontra, Presidente? Come vi ascoltano? Cosa vi chiedono? L'ho messo qua, l'ho scritto. E noi abbiamo fatto 3 progetti e continuiamo a farli, peraltro, a chi ce lo chiede. Conoscere per riconoscere, il Deactivate si chiama, e al servizio del domani. Hanno un filo comune da condurre,
che ha delle varianti rispetto al primo che l'abbiamo fatto nel 2017 a quelli che abbiamo fatto nel 22-23, 23-24 o 24-25. Per cui con delle varianti, per cui andiamo lì, oltre a presentare la mia associazione, la nostra associazione dei vittime civili di guerra, cosa fa, eccetera, parliamo un momentino di guerra, cosa fa la guerra, dove è stata, in Italia peraltro sempre, cosa ne comporta, quanti schei che si spende per fare questa guerra, diversamente a quelli che potrebbero essere indirizzati in altri ambiti dove giacciono un po' di deficienza di cassa, tipo la nostra associazione peraltro, perché non è che sia autonoma, ha bisogno di contributi anch'essa. Ma quando arrivano queste immagini, Presidente, devo correre, purtroppo il tempo è tiranno, alle immagini di Gaza, dove vediamo veramente le fragilità, la popolazione che non ce la fa veramente più, che non ha nessuna colpa, solo che si trova nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Cosa prova, Presidente? Io provo un grande disgusto, un'amarezza, come dire, questa impossibilità di intervenire, di dirglielo, però le voci arrivano anche dalla nostra. Noi abbiamo un osservatorio all'interno della nostra associazione, fatto nascere dall'associazione, che ha il supporto anche del Ministero dell'Esercito, mi pare, non della guerra, vero? Che si confrontano un momentino e stanno seguendo anche le guerre della Palestina, dell'Ucraina, del Myanmar, della Siria. Chi ne ha più ne metta? Come si chiama qua, lo Stato vicino, vabbè, in tutti, e proprio per vedere un momentino cosa si può fare. Qua è diretto da una collaboratrice che ha 10 colleghi che lavorano in questi settori, proprio per cercare di trovare il meglio che anche noi cerchiamo di farlo conoscere attraverso dei concorsi pubblici nelle scuole di tutti gli ordini, dalla scuola piccola alla scuola media superiore, con dei temi specifici, in modo che anche loro esprimano il loro pensiero e quello che viene fuori da loro, e mi domandava prima come sono cose che ci fanno anche pensare che un giovane così, o dal disegno grafico o dall'esposizione che riesce a esprimere il suo pensiero, che ci mette in difficoltà anche noi, perché si sente un momentino che anche noi qualche volta non riusciamo a pensare come la pensano gli studenti delle scuole sia medie inferiori che scuole medie superiori. Allora andiamo a vedere anche il servizio. Domani, appunto, oggi e domani arriveranno due numeri. Uno, oggi arriverà a Venezia Presidente Sergio Mattarella, domani Giorgia Meloni. Andiamo a sentire il servizio e poi lo commentiamo.
Dal divieto di volo sulla città in determinati orari ai cecchini appostati sulle procuratie di Piazza San Marco è una Venezia blindata, quella che si appresta ad ospitare la 3 giorni del Festival delle Regioni. 3 giorni in cui è previsto il passaggio in città del gotha della politica nazionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Palazzo Ducale lunedì. Molto probabile anche una visita alla Basilica di San Marco e forse anche al Mose. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà invece il giorno seguente al Teatro La Fenice. Lunga anche la lista di membri del governo che arriveranno a Venezia. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Poi naturalmente un esercito di amministratori regionali capitanati da presidente e vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rispettivamente Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia e Michele Emiliano della Puglia. La squadra veneta sarà naturalmente guidata dal presidente Luca Zaia. Oltre che a Palazzo Ducale e al Teatro La Fenice, altri eventi sono previsti alla Scuola Grande di San Rocco e a quella di San Giovanni Evangelista. Imponente come detto il servizio di sicurezza, il culmine tra le 7:30 e le 16:30 di lunedì col divieto di sorvolo su Venezia, e il giorno di Mattarella e su Piazza San Marco torneranno a vigilare dall'alto i tiratori scelti. Ma la tensione è alta anche per la presenza della Presidente del Consiglio e di diversi ministri, e non sarà difficile martedì trovarsi di fronte a deviazioni o limitazioni del traffico nella zona della Fenice. Allora, Presidente, come legge questa visita che ci sarà in questa Venezia, questa perla che abbiamo, l'unica al mondo, che dovrebbe essere veramente salvata? Dovremmo concentrarci su quello che sono riusciti a costruire una volta senza tanti mezzi, con pochissimi mezzi, cosa hanno creato. Adesso si fa i grattacieli, crolla. Ecco, qui abbiamo Venezia sulle palafitte che non crollerà mai, si spera, a parte l'acqua alta. Prego, sì. Presidente, con quale messaggio ci lascia? Ma il problema è quello ormai della complessità di tutti questi problemi che abbiamo. Anche la Regione, anche noi con la Regione non è che sfondiamo proprio, no? Non è che ci dà un supportino anche economico, ma solo là, insomma, ecco, dopo certi benefici che avevamo non è che siano conservati, ogni tanto ci tagliano un pezzettino alla volta, per cui, ecco, però è l'augurio che lo facciamo, ogni riunione che le facciamo, anche invitandoli, siamo lì a scongiurare che trovino questa forma di convivenza civile che sia adeguata a tutti quanti e che porti un po' di benessere e di pace, la pace che è fondamentale per un vivere almeno tranquillo, peraltro, anche se è un po' carente di sostegno economico, però la vita che ci abbiamo da affrontare, se c'è la pace, riusciamo nel migliore dei modi. Come ci saluta, Presidente Dagnotti? Con quale messaggio ci lascia? Prego. Beh, io intanto la ringrazio di questa opportunità, anche a nome della mia associazione. Quello che abbiamo detto qua, spero che qualcuno, sia anche qualche mio associato, abbia avuto modo di vedere. E abbiamo un invito che faccio a associati e non. Abbiamo l'apertura ai promotori di pace. Ne abbiamo una 50 attualmente. Però facciamo un invito che, se hanno piacere di lavorare su questi temi della guerra, della condivisione, della pace, possono essere nostri associati e portare al meglio, aiutare a portare al meglio i nostri cittadini, concittadini, sia di Treviso sia italiani che nel mondo.
Grazie a Dino Dagnotti, Presidente Associazione Vittime Civile di Guerra, perciò porte aperte, avvicinatevi, tutti quanti un goccino nell'oceano, chissà che aria, ecco Sveglia Veneti, cambiate anche aria, avete una cosa potente in mano che è il voto, cercate di farlo bene, andate a votare, questo è il messaggio che è importante, vero Presidente? Certamente. Bisogna andare a votare, ognuno con le proprie riflessioni, quello che vuole, però la Mirella vi dice, e vedo anche gli ospiti che condividono il pensiero di Mirella, che il voto è importante e bisogna andare a votare sempre, comunque. Sì. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Salve a tutti voi! Oggi vi presentiamo un'insalatina di porcini con del formaggio o asiago o vezzena, comunque del formaggio stagionato, del sedano bianco e della pancetta croccante. Iniziamo prendendo della pancetta fresca, da cui ricaveremo alcuni dadini o striscioline, in termine tecnico julienne, che poi andremo a cuocere su fuoco brillante con un po' di olio. Prepariamo la nostra julienne di pancetta e la lasciamo un attimino in disparte. Dopodiché prenderemo il nostro sedano bianco. Ecco, vedete qui? Noi solitamente quando usiamo del sedano gli facciamo questa operazione. Lo rompiamo alla base e andiamo a togliere i fili che poi daranno abbastanza fastidio in bocca. Quindi è un trucchetto semplicissimo che però vi farà gustare meglio il sedano. Tolti i fili al sedano, andiamo ad eliminarne l'ultima parte e ne tagliamo un pochino, sempre a striscioline fini. Ecco qua. E anche queste le lasciamo in un angoletto del nostro tagliere di lavoro. Prendiamo i nostri porcini che abbiamo in precedenza lavato e asciugato, li tagliamo a metà ed andiamo ad affettarli sottilmente . Eccoci qua, vediamo questo, più sottili sono meglio si condiranno. Siamo arrivati a metà della preparazione, ora andiamo a scaldare dell'olio in una padellina in cui faremo scottare, rosolare a fuoco vivace la pancetta che abbiamo in precedenza tagliato a julienne. Mentre l'olio si scalda, componiamo il nostro piatto prendendo la rucoletta della nonna Lella, la apriamo, gli creiamo un piccolo lettino ai nostri funghi, ci poggiamo sopra i nostri porcini tagliati in precedenza, contorniamo il tutto con il sedano tagliato a julienne, altri 2 funghetti, dopodiché andremo a saltare in padella a fuoco forte la pancetta, poi vediamo cosa ne facciamo. Versiamo la nostra pancettina nell'olio che si sarà scaldato ben bene e la facciamo rosolare come si deve, fuoco vivace per un minutino, poi togliamo il tutto dalla fiamma e andiamo a chiudere la composizione del piatto. Per chiudere la composizione del piatto condiamo leggermente l'insalatina che abbiamo preparato fino ad ora
con un pizzico di sale, una macinatina di pepe e pochissimo, ma proprio poco olio crudo. Dopodiché ci appoggiamo le nostre scaglie di formaggio stagionato, che ripeto può essere un Vezena, può essere un Asiago, a seconda delle vostre preferenze. E in ultima prendiamo la nostra pancettina, la appoggiamo sopra i nostri cuoricini di formaggio ed andiamo a chiudere definitivamente il piatto con l'olio di cottura che ci aiuterà a sciogliere leggermente il formaggio e darà il sapore della pancetta a tutta l'insalatina. Ecco a voi!